ho guardato un attimo negli occhi ed ho visto come sei, come sarai, come sarai. Dedicato a te, cosa non farei per te. È la voglia di un amore che non ho vissuto mai. Tu sei il tempo che è dedicato a te. Va via quando chiude nel silenzio si confondono le idee. Tu sei qui, sempre presente, oggi più di ieri nella mia mente. Ora sei nei miei pensieri, tra i colori che non vanno via, uno specchio grande come il cielo, tra la luna e la vita mia, e ti vorrei. Le volte che ho pianto, ti giuro non farei, bloccarti nel tempo. Dedicato a te, l'impossibile non c'è. Quante volte ti ho cercato, chissà quante volte tu. Quante volte noi ci perdiamo noi, ma poi ogni viaggio dentro al vento prima o poi si fermerà. Tu sei qui, sempre presente, oggi più di ieri nella mia mente. Ti vorrei, amore, non sai quanto vorrei. Ancora, 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 ancora di più, ma più di così che cosa c'è? Ma se c'è, io lo voglio dedicare a te. Dedicato a te, dedicato a te. Dedicato a te. Ogni viaggio dentro al vento prima o poi si fermerà. Tu sei qui, sempre presente, oggi più di ieri nella mia mente. Ti vorrei, amore, non sai quanto vorrei. Dedicato a te, dedicato soprattutto a Giulia, ma a tutte quelle Giulie che non ci sono più, anche ieri 2 femminicidi. Ecco, qualcosa si dovrà fare, si dovrà intervenire, perché è impossibile andare avanti con questa situazione. È una cosa paradossale, incredibile quello che sta succedendo, ma non solo in Italia, in Europa e nel mondo. Queste vittime incredibilmente e crudelmente rovinate per tutta la vita, morte, uccise in maniera incredibile. Ecco, io vorrei che qualcuno pensasse che forse dobbiamo iniziare veramente a capire
Ecco, dove abbiamo sbagliato tutti, perché qualcuno ha sbagliato di sicuro. Non li abbiamo abbastanza guardati questi ragazzi, questi uomini, ma io direi anche le persone più che uomini e donne, perché anch'io sono un po' stanca di dire uomini e donne, no, persone, la società, che società ci ritroviamo? C'è sempre stata, non sono novità, non è vero, adesso ci sono i social. Quello che io penso di dire che ci sono menti malate, non c'è niente da fare. Uno non può essere e tirare fuori un'aggressività, una cattiveria contro una persona, ecco, che veramente solo a guardarle queste donne non avevano fatto niente, ma niente di niente. E vengono massacrate, nascoste, tagliate a pezzi. E poi la legge, qua ti voglio, la legge, il codice rosso, cavolo, certo il codice rosso. Ma dopo il codice rosso cosa c'è? Come ieri? Allora cosa facciamo? Come si può intervenire? Psicologi, psichiatri, criminologi. E alla fine, ieri, altri 2 morti. Il giorno dopo della morte di Giulia, dopo 2 giorni, quell'uomo di 70 anni che ha preso a calci e pugni la moglie, per fortuna che i ragazzi sono intervenuti, è stato denunciato, sono andati a prenderlo finalmente. Ma c'è qualcosa che non torna nei conti, qualcuno sa e non parla. Ecco, questo è dove volevo arrivare. Qualcuno sa e non parla, che sono i familiari, la società. Qualcuno vede e non interviene. E allora abbiamo sentito il vicino che ha chiamato le forze dell'ordine, ma non è intervenuto, non è andato a vedere perché questa donna gridava aiuto. Perché? Siamo così. Allora ne parleremo questa mattina, abbiamo in presenza Vigilio Biscaro, segretario generale SPI-CGIL, Sindacato Pensionati Italiani, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Grazie Vigilio di essere qui. Saluto anche collegato da Trento l'avvocato Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui, primo mandato, centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, non manca niente, vero sindaco? E conosciamo anche il nuovo sindaco di San Donà. Allora io partirei proprio da lei sindaco, lei è anche avvocato, cosa sta succedendo? Ma siamo proprio sicure che quella scritta che vediamo nei tribunali, la legge è uguale per tutti? Io mi pongo veramente questa domanda, ma è proprio vero o c'è qualcosa che non torna nei conti del cittadino comune? Prego sindaco. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, sono contento di essere qui in diretta con voi. Sì, ho fatto l'avvocato per 30 anni, adesso fare il sindaco da 6 mesi mi sta occupando veramente 15 ore al giorno. In questo momento sono a Trento per una questione familiare, perché sto accompagnando mia mamma che sta facendo delle terapie, perché la famiglia arriva prima sindaco, bravo. Prima del lavoro, prima dell'attività. Cioè, non sei che ha preso a badante, agenda io portare la mamma a fare terapie, bravo. No, chiariamo bene anche, chiariamo bene. Prego, sindaco. Sì, 30 anni di frequenza ai tribunali purtroppo mi hanno fatto toccare con mano le difficoltà della legislazione e soprattutto della giustizia italiana, perché le leggi che sono scritte sui nostri codici, il nostro codice penale degli anni 30, il codice civile del 42, sono stati ritoccati negli anni, ma quello che non funziona è come vengono messe in pratica queste leggi. Non riusciamo a dare la pena giusta a chi è condannato e teniamo spesso in galera chi è ancora in attesa di giudizio. È una distorsione la nostra gravissima, l'Europa ce la segnala da anni, siamo stati condannati anche dalla Corte di Giustizia per queste discrepanze, si va in galera da innocenti e si esce da colpevoli purtroppo. Abbiamo fatto una manifestazione sabato il 25 contro la violenza sulle donne organizzata dal centro antiviolenza che abbiamo a San Donà, si chiama La Magnolia. E la frase che ho detto io è: fino a che il problema femminile, la questione femminile verrà considerato un problema delle donne, vuol dire che non abbiamo ancora capito niente e abbiamo ancora tanta strada da fare. Come diceva lei prima, è un problema di tutti noi, un problema che riguarda tutta la nostra società, l'educazione, forse anche delle scelte scolastiche che stiamo facendo che sono sbagliate. Il sociologo Ricolfi l'altro giorno sul Gazzettino, l'ho letto, diceva che stranamente i paesi in cui i femminicidi sono più diffusi sono anche i paesi nordici. La Svezia, l'Olanda, la Danimarca hanno più casi di noi.
Cosa vuol dire? Quelli sicuramente non sono esempi di un patriarcato retrogrado come spesso venivano etichettati i paesi mediterranei, noi, la Spagna, il Portogallo, paesi un po' arretrati dal punto di vista dell'apertura. Allora perché i paesi nordici, la civilissima Svezia ha più casi di noi? Ricolfi diceva che può essere perché non insegniamo più ai ragazzi a accettare i no, a accettare le sconfitte. A scuola non diamo più i voti in tanti casi perché i ragazzi non devono sentirsi sconfitti, e invece è superando le sconfitte che si diventa uomini adulti e si apprezzano le vittorie. Forse l'incapacità di accettare un no da una donna deriva anche dall'educazione che stiamo ricevendo, l'incapacità di affrontare un rifiuto, una sconfitta, e la reazione animalesca è quella che purtroppo stiamo constatando drammaticamente in questi giorni, ma che è presente da tanto tempo, da troppo tempo. Allora, si dice adesso che bisogna investire su queste case di accoglienza per queste donne. Io invece sono dell'idea, Sindaco, poi vorrei sentire anche Vigilio Biscaro, che si parla pochissimo di investire nella famiglia. Ecco, io vorrei capire se non è il momento veramente di investire nella famiglia, che questa donna deve rimanere nella sua casa, deve essere protetta nella sua casa, non deve andare in una struttura protetta. La protezione deve essere all'interno della sua casa, della sua famiglia, con i suoi figli, non continuare, adesso sembra che qualcosa cambi, però veramente pensate, io lo dico sempre, Sindaco, perché l'ho vissuto nella mia pelle con questi ragazzi che scappavano da questi centri di accoglienza perché volevano tornare a casa, di notte scappavano, questa è la verità. Ecco, proteggere la donna all'interno della famiglia, della sua casa, dove vive, con le sue abitudini, ecco, i suoi amici, i ragazzi con la quotidianità normale. Non possiamo continuare a pensare che dobbiamo lasciare questo uomo libero di operare nel territorio e lei la portiamo via. Ma vi rendete conto per una donna, per una mamma, cosa vuol dire? Ecco, Biscaro. Qui la questione è un po' complessa. Sono però d'accordo con il Sindaco quando parlava delle responsabilità degli uomini, perché, e lo diciamo da tanti anni, la violenza sulle donne non è questione femminile, è una questione maschile. Detto questo, io, Mirella, per la franchezza che ho, non trovo che la soluzione, perché non è data, non è possibile, sia quella di mantenere dentro la famiglia gli uomini che maltrattano le donne. Loro portarli via, Vigilio. Ah, certo. Allora, loro portarli via, Vigilio. Allora sono perfettamente d'accordo. È una vita che lo dico, loro. Sì, però c'è a monte quello che prima diceva anche Alberto Teso, l'educazione dei maschietti e l'educazione delle femminucce. Scusate se uso questi termini. È importante che da quando uno nasce abbia all'interno della famiglia e poi un po' più avanti all'interno dell'educazione scolastica una educazione che significhi assolutamente non un trauma, ma un arrestarsi rispetto ad atteggiamenti, a fatti che ledono la libertà e l'integrità degli altri. Voglio dire, prima parlavi dei no. Io e tu siamo stati, credo anche il Sindaco, abituati ed educati, se dico no, no. Non è che tu possa dire va bene, facciamo lo stesso. Il no è importante, ma è importante accettare il no per quella sostanza che ci sta dietro, e cioè, ripeto ancora, il rispetto delle persone. Io non posso prevaricare perché sono più forte, io non posso prevaricare perché porto a casa la retribuzione per mantenere la famiglia e l'altra persona che fa parte della famiglia, insomma normalmente la donna, deve sottostare a questo, perché se no non c'è più la libertà reciproca. Cioè le donne, secondo me, devono assolutamente essere libere di fare la loro vita sia in famiglia e lavorativa, come l'abbiamo fatta noi, visto che ho i capelli bianchi, maschietti, uomini. Perciò i servizi
che devono essere, come posso dire, aumentati nei territori, nei comuni, parlo dei consultori, dei centri antiviolenza, questo deve essere una priorità per le nostre amministrazioni locali, così come deve essere una priorità mettere insieme questi due nuclei educativi, da una parte la scuola e dall'altra la famiglia. Ma nel momento in cui succedono queste cose, hai ragione tu, i carabinieri secondo me intervengono automaticamente su certi fatti, no? Perché non intervengono automaticamente senza che ci sia la denuncia da parte della donna che il marito l'ha maltrattata? Non vale il contrario, sai Mirella, il marito l'ha maltrattata, intervengano subito, una telefonata, devono intervenire subito e avrebbero salvato delle vite. Questo non succede, bisogna andare verso sta strada qua. Dopo sulla questione della giustizia io non entro, perché prima il sindaco ha parlato molto, molto bene e concordo sulla sua idea. Pene certe e non posso avere sconti. Adesso mi dispiace dirlo in questo modo franco, ma devo dirlo. Quel ragazzo Filippo che ha ammazzato la ex fidanzata, non la fidanzata, la ex fidanzata. Bene, lui potrà anche avere dei motivi psicologici o spero di no, psichiatrici che l'hanno mosso a fare sta roba qua, ma se ci deve essere giustizia, lui deve pagare tutto quello che la legge prevede per una cosa del genere. E io dico alle ragazze, non andate all'ultimo incontro, non accettate una telefonata che dice beh ci vediamo per bere l'ultimo caffè, dico io perché sono un amante dei caffè. No, se si taglia un rapporto la cesura deve essere netta. State, come posso dire, attente, perché dentro di noi uomini, che non siamo in grado ancora di parlare chiaramente e dal punto di vista paritetico con voi, noi abbiamo ancora quella educazione arcaica che ci dice l'uomo è più importante della donna, cosa sbagliatissima. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Rinaldo? Le due giorni con Rinaldo la connessione non funziona. Allora, sindaco, ma anche come avvocato, come commenta le parole di Biscaro? Prego. Sono veramente sulla stessa linea. Centrodestra e centrosinistra, guarda che bene stamattina, guarda che bene. Ma evidentemente su temi così delicati, questo è importante. Ma evidentemente sulla società, sindaco, siamo d'accordo. Prego, sindaco. Oggi, una parentesi, oggi sulla prima pagina del Gazzettino il direttore ha pubblicato una mia lettera dove spiego perché voglio dare uno spazio a San Donà in cimitero, perché i sandonatesi di fede musulmana possano seppellire i loro morti. C'è stato un po' Bravo. Ha sentito cosa ha detto Biscaro? No, stamattina è da incorniciare, no, veramente stamattina incorniciamo. Bravo sindaco. Ho avuto tanti applausi anche dalla mia parte politica, ma ovviamente anche dal centro-sinistra. Insomma, su queste cose credo che non ci dovrebbero essere discussioni di nessun tipo. Comunque, tornando alla questione dei maltrattamenti, i centri antiviolenza, per esempio, adesso da alcuni anni si stanno orientando anche su un diverso tipo di attività. Perché è vero, no? L'uomo maltrattante lo prendiamo e lo mettiamo in galera, però prima o dopo torna a casa da quella donna e da quei ragazzi a cui sta facendo del male. Il problema è, siccome lo possiamo tenere in galera 30 anni, no? A meno che non sia un omicida, è educarlo. I centri antiviolenza, d'accordo con i tribunali, seguono dei percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti. A San Donà c'è anche un caso, mi diceva il direttore del centro nostro, anche di una donna maltrattante. Sono casi isolati, però magari ci sono uomini in situazioni di inferiorità psicofisica, ammalati, magari esistono anche dei casi sporadici. Comunque diciamo, l'uomo maltrattante inizia un percorso che poi è verificato periodicamente dall'autorità giudiziaria per consentirgli di rientrare nel nucleo e vedere se è in grado di rientrare, perché come diceva Mirella i primi da proteggere sono le vittime, cioè quella donna, e se ci sono anche quei figli che vivono con quell'uomo deviato. Scusi, facciamo una parentesi, Teso, adesso voglio l'avvocato però, ma se io nel momento che questa donna arriva al pronto soccorso oppure fa la prima denuncia, prendo questo uomo, metto il braccialetto,
Lo porto in questi centri antiviolenza, lui lo porto nel centro antiviolenza, lo seguo là, gli faccio fare il percorso, si chiama cambiamento maschile, dopodiché vedo se può ritornare in casa, perché non tutti vanno in galera, sindaco, molti si casa tranquilli e beati, i domiciliari che si guarda la televisione, con tutti i comfort. Dopodiché che ha fatto questo percorso, visto che abbiamo la fortuna di avere degli ottimi psicologi, psichiatri e tutto, vedo se può rientrare in casa, in famiglia, decido io. Ecco, qua il tribunale deve... Questo è quello che io voglio, sindaco, questo avvocato è quello che io miro, cercare di investire sulla famiglia in questa maniera. Hai fatto questo, perfetto, adesso vieni e fai questo recupero. Cosa dice, avvocato? Sì, beh, la finalità per costituzione della pena è la rieducazione del condannato, quindi non dobbiamo semplicemente metterli in condizioni di non nuocere, ma dobbiamo anche consentire a loro di reinserirsi nella società. Lo scopo è questo, siamo un paese civile proprio per questo, non abbiamo la pena di morte proprio per questo, perché noi riteniamo che tutti, quasi tutti, possono essere recuperati e reinseriti nella società. Qui si vede quando il sistema funziona e quando purtroppo troppo spesso non funziona e consente a chi non ha recuperato di rientrare in società, che poi il carcere sia un fattore criminogeno, cioè che insegna a delinquere anche a chi non aveva commesso certi reati, purtroppo è un'altra stortura dell'ordinamento. Spesso chi esce dalla galera esce più delinquente di quando è entrato. Il sistema ha delle grosse falle, è bello sulla carta, in linea teorica, in pratica è molto difficile da realizzare, le strutture sono poche, gli assistenti sociali che seguono ma ci scontriamo con una realtà difficile. Certo, dobbiamo avere sempre però quel faro e rieducarli per consentire loro di rientrare con serenità. Sono d'accordo, avvocato. Prego, Biscaro. No, continuando questo ragionamento, io sto notando però negli ultimi 2 anni, perché ho memoria di questo, che si avvicinano gli uomini maltrattanti a questi centri chiamiamoli di rieducazione, ma è brutto dire di rieducazione. Cambiamento maschile. Certo, uomini che si rendono conto di quello che hanno fatto, ma non riescono da soli a uscirne e perciò hanno bisogno di determinate strutture. In provincia di Venezia, come in provincia di Treviso, ci sono queste strutture collegate ai comuni, collegate diciamo anche tra di loro, e fanno questi corsi di educazione, insomma, chiamiamola rieducazione. Per le donne, cosa che non viene tanto pubblicizzata, dal 2020 c'è una legge che ha istituito il reddito di libertà. Per 12 mesi, e so che nella legge di bilancio dovrebbero mettere milioni anche dentro per questa cosa qua, per 12 mesi, quando siamo costretti a spostare una donna, perciò non può più stare in casa sua perché è pericoloso e deve, no, con i figli eccetera, mi pare 400 euro per 12 mesi di aiuto economico per sta roba qua. Allora, allarghiamo il ragionamento di questo reddito di libertà, in modo tale che se una donna è casalinga, se non ha il reddito, cosa fa? Bene. Se invece ha un lavoro, può anche barcamenarsi. Il problema è che nel momento in cui c'è questa frattura all'interno della famiglia, figli normalmente vanno con la mamma. Ecco, noi dobbiamo aiutare questa famiglia interrotta, diciamo così, fratturata, per far sì che attraverso quel percorso l'uomo sia in grado di, se lo vuole, e se no sta in galera. Investire sulla famiglia. Basta. Investire sulla famiglia vuol dire in modo pratico far sì che ci siano non solo risorse economiche però, ma anche risorse, chiamiamole intellettuali, risorse formative, perché sia l'uomo e sia la donna, la coppia insomma, sia in grado di gestire la prole, i figli,
Perché se siamo soli, vabbè, se siamo io e te, Mirella, a un certo punto ci capiremo, no? Ma se abbiamo Forse. forse, forse, ma se abbiamo dei figli, magari minori, che educazione hanno se la coppia continua a far baruffa, il marito maltratta, eccetera? Sentiamo Non se va c'è bene. ancora Rinaldo. No, proprio non riesce questa mattina. Allora, come commenta, Sindaco, le parole di Vigilio Biscaro, anche se io devo aggiungere, caro Vigilio, che non sono d'accordo, avendo ospiti che dirigono questi centri di cambiamento maschile, e se non veniva che il giudice finalmente obbligava questo uomo a frequentare questi centri, ti posso assicurare che loro non arrivavano. Questo l'hanno detto i responsabili del cambiamento maschile dei centri. Adesso vanno perché sono obbligati, il giudice li obbliga a fare questo percorso. E prima addirittura erano le donne che si avvicinavano a questi centri e dire mio marito è così ma non vuole venire. Questi sono i dati che l'altro giorno ha detto il dottor Romeo, che ha uno di questi centri a Montebelluna. Allora, Sindaco, dobbiamo intervenire in qualche maniera. Io quando ho intervistato, che non era il ministro, il giudice Nordio, ha detto Mirella, il problema non è la legge, le leggi ci sono, bisogna applicarle soprattutto, ma bisogna fare prevenzione. Ecco, e l'ho sentito anche l'altro giorno, lui puntava sulla prevenzione, ma la prevenzione è proprio questo di mettere questo uomo con le spalle al muro, di non nuocere e non di lasciarlo a casa agli domiciliari. Non ci siamo, Sindaco, perché qualcuno va in galera, Sindaco, qualcuno, ma gli altri, quasi tutti, sono ai domiciliari, anche per fatti gravissimi. Prego, Sindaco. No, è verissimo ovviamente quello che dice il ministro Nordio, cioè le leggi ci sono, non siamo in grado di applicarle. Sulla libertà economica che diceva il segretario Biscaro sono perfettamente in linea, perché abbiamo fatto anche una serie di incontri informativi con la Banca d'Italia a San Donà rivolti alle donne sull'indipendenza economica. Gli inglesi dicono che la libertà inizia dal breakfast, vuol dire che se tu non hai un minimo di libertà economica, di autonomia finanziaria, la tua libertà è comunque mutilata. Abbiamo tantissimi casi ancora in cui la donna non gestisce anche il suo stipendio, il suo reddito, lo lascia completamente in gestione al marito. Questa è una limitazione comunque di libertà. Se è una scelta condivisa va benissimo, ma se è una scelta o imposta o assunta per giustizia mentale. Guardi che Biscaro dà ragione un'altra volta, Sindaco, veramente sarà meglio che vi incontriate, si sa mai cosa può nascere. Semplice. Abbiamo Rinaldo, vediamo se riusciamo a parlare con Rinaldo stamattina. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Innanzitutto non c'è da chiamare gli uomini, chi che fa ste robe, che copa e moglie, che fa ste robe che qua. Noi c'è uomini e che bestie e non merita niente. Cosa l'abbiamo da mandarli a scuola, questi i nostri poveretti, ma quale poveretti? Qui andare in aereo e basta, e la legge purtroppo la legge è sbagliata anche della giustizia, e la giustizia è fatta proprio per i signori, per i ricchi, per i politici, e se ti va bene, qui non va mai in galera, perché è sempre fuori, alla cosa che avremo adesso nella politica, quanti ministri, Sgarbi e Santanchè, tutti fuori non ha fatto niente, ma come? Ma il ha fatto le leggi per i grandi, e così scampa per i piccoli dalle maglie della legge. Non che se la legge è uguale per tutti, è la legge per chi che la schei, perché l'avvocato lo sa benissimo, quando che uno viene l'avvocato, la prima roba che ne domanda, ti dà schei per parlare? No, arrivederci, togli un avvocato d'ufficio. Ma quello che parliamo di utopia, perché non c'è poi un uomo che grazie all'indole che ha, cosa vuole da mandarlo a scuola, da farlo stare bene, no, ma va sul piede e ti dà a scolarsi, a mettere a posto la roba. Ma cosa adesso per benismo, ti copi la gente, ma è un popolo disgraziato che ha lavorato tutta la vita, non ha nessun diritto, non ha niente, un delinquente che ha tutto. Ma è vergognoso, ti dà qua, ti va in galera e appena ti ha fattuta, va bene, perché tutte queste scappatorie, ma è legge. Basta Rinaldo, se no ti fa un libro anche stamattina. Ti si arriva in ritardo, ma abbiamo sentito le riflessioni molto chiare che hai sul comportamento da tenere. Cosa ne pensa Sindaco Teso?
Sì, allora, è sicuramente vero che la pena deve essere certa, lo dicevamo anche prima, insomma non si può scherzare sulla sanzione afflittiva. Non pensiamo però di risolvere tutti i nostri problemi mettendo la gente in galera. Io sono uomo di destra, ho fatto l'avvocato per 30 anni, spero di continuare a farlo quasi nei ritagli di tempo, come dicevo prima, però il carcere, la restrizione non è la soluzione ai nostri problemi, neanche se avessimo 10 volte le carceri che abbiamo adesso. Ci devono essere soluzioni alternative. Certo che ci sono i casi gravi, la violenza per esempio non si può arginare in maniera diversa se non mettendo il violento in condizione di non nuocere, però bisogna anche pensare che questa persona prima o dopo dalla galera uscirà e bisogna fare in modo che rientri in grado di non nuocere, di non essere pericoloso per gli altri. Sindaco, un'altra cosa che volevo chiederle, adesso vorrei anche cambiare l'argomento, nel senso che voi sapete quanto io ci tengo ai diversamente giovani, così li chiamo. Ecco, lei ha accompagnato la mamma a Trento. Com'è la situazione per un diversamente giovane nel momento che ha bisogno veramente di essere accompagnato in percorsi anche impegnativi, vista anche l'età che hanno questi diversamente giovani con le patologie? Ecco, com'è la situazione dal suo punto di vista, ma di figlio, di persona, ecco, di persona che ha questo problema e capisce come fare e cosa fare? Prego. Allora, noi a San Donà, non so se ricordate, abbiamo vissuto meno di un anno fa circa un dramma incredibile. Ci ricordiamo. La nostra casa di riposo, che è sempre stato un monumento ai caduti, costituita da Monsignor Saretta alla fine della Prima Guerra Mondiale, insomma era una fondazione importantissima. Ci sono stati durante il periodo del Covid, quindi della chiusura, i parenti non entravano, degli atti di violenza incredibili, inaudita. Oggi ci sono i processi in corso, è stato un pugno nello stomaco per tutti noi sandonatesi e per tutta l'area del Basso Piave, tutte le persone che si rivolgevano a queste strutture. Qui si vede molto spesso la difficoltà della famiglia, no? Torniamo ancora su questo concetto, la famiglia è la prima cellula della società, e anche qui purtroppo oggi c'è chi ha la fortuna, la possibilità di poter seguire i propri cari, i propri genitori. Chi invece non ha questa possibilità perché magari lavorano entrambi o fisicamente non ce la fanno, o ci sono delle situazioni magari di demenza avanzata in cui è comunque difficile tenere una persona a casa, bisogna rivolgersi a queste strutture. Allora noi dobbiamo lavorare sicuramente per consentire all'anziano di continuare a vivere a casa propria. La casa di riposo, la casa protetta deve essere l'estrema ratio a cui si deve ricorrere se proprio non ci sono altre soluzioni. Gli anziani o diversamente giovani, come diceva lei prima, hanno tantissime risorse, tantissime energie ancora da poter dare. Parliamo di immigrati, io sono un sindaco di destra un po' anomalo, abbiamo un'associazione, si chiama Accogliere a San Donà, che insegna l'italiano agli stranieri. Lì sono quasi tutte donne, tra l'altro, maestre e professoresse in pensione, che hanno magari insegnato per 30-40 anni, e ancora adesso che sono a casa, no, che potrebbero stare tranquille a giocare a bridge, no, vanno alla sera a insegnare a questi uomini, a questi ragazzi, anche a tante donne musulmane che spesso hanno più difficoltà degli uomini a inserirsi in società perché stanno a casa, per loro è più difficile lavorare, insomma, per cultura, per atteggiamento, insegnano l'italiano. È una missione importantissima, e è una delle tante risorse che la popolazione non più giovane ha ancora possibilità di dare alla collettività. È anche un modo, anche secondo me, per sentirsi utili e per dare qualcosa agli altri. Chi dona poi riceve 10 volte, no? Quindi io amo questa associazione, cerco di star vicine a queste signore, a queste maestre che dedicano il loro tempo. È solo un esempio di quello che possono fare gli anziani, la vigilanza davanti alle scuole, Sì, ma sindaco, lei è avvocato e ho capito molto bene perché è anche avvocato. Non spostiamo il cerino, i servizi alla persona che lei ha dovuto lasciare il suo lavoro di sindaco e accompagnare lei, la sua mamma, cosa bellissima, ma forse se ci fossero stati dei servizi adeguati, sicuri, strutturalmente preparati, forse lei sarebbe potuto stare tranquillamente nel suo studio, nel suo ufficio a fare il sindaco
e la mamma nella più grande sicurezza. Ma non li abbiamo, sindaco, questo io voglio arrivare. Io ho persone che chiamano continuamente a Sveglia Veneti, mi mandano messaggi perché sono completamente abbandonate, tanto è vero che qualcuno li troviamo anche morto in casa nel silenzio totale, non sapevo, non lo conoscevo. Vogliamo fare un censimento di questi anziani e capire che forse invece di fare i cattedrali di cemento abbiamo bisogno di persone. Io ieri ho incontrato una signora al supermercato di 95 anni, portati benissimo, non finiva più di parlare, aveva bisogno di parlare con qualcuno, aveva questa necessità. Vogliamo capire forse, sindaco, lei è una mamma, lei sta vicino alla mamma, questo hanno bisogno di affetto, hanno bisogno di coccole, a una certa età diventi bambino, hai bisogno di una persona che ti tenga per mano, che ti accompagni nei percorsi. Non ci siamo, sindaco, questo volevo arrivare. Abbiamo Giusy, poi andiamo da Biscaro, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io dico, Mirella, che insegnamento danno queste trasmissioni come il Grande Fratello e Uomini e Donne, ma donne di 40, 50 anni, 70, anche dalla De Filippi, non la guardo perché guarda, mi viene il volta stomaco vedere quelle cose lì. Loro credono che siano sempre poi quando si sposano pensano che siano così, sempre giulive, sempre alle Hawaii, non sanno che quando si sono sposate hanno tutta un'altra vita da fare e questi influencer che prendono milioni per fare il reclame di un prodotto. L'anno scorso c'erano i panettoni con la firma della Ferragni che costavano l'ira di Dio, ma certe perché guardano le influencer, lo prendono. Ma dove siamo arrivati? Grazie Giusy, grazie. Prego Biscaro, dobbiamo correre che devo andare anche in pubblicità. Allora, case RSA che ti stanno molto a cuore. Certamente, come immagino a tutti gli amministratori locali. Qui a Treviso abbiamo un pregio, se vogliamo dirlo. Noi ci incontriamo con tutte le amministrazioni locali e fra gli argomenti che trattiamo c'è proprio questo, e cioè come riusciamo con le risorse che, ahimè, sono sempre meno, perché anche quest'ultima legge di bilancio, spero cambino idea, ma taglia 200 milioni ai comuni che dovrebbero essere trasformati in servizi. Noi, come credo in provincia di Treviso, con i comuni, e ripeto, le risorse che non sono mai sufficienti, vediamo di mettere in piedi la cosiddetta assistenza domiciliare. E qui i comuni spendono soldi. Bene, le case di riposo, da questo punto di vista, intervengono con delle convenzioni per portare l'infermiera, l'assistente sociale, chi serve, nelle case di questi anziani per accudirli, tra virgolette. Questa è la nostra filosofia, questo è quello che noi vorremmo che si realizzasse con i decreti attuativi sulla legge della non autosufficienza che è stata fatta un anno fa, con l'ultimo atto del governo Draghi. Perciò quello che noi chiediamo è che un po' alla volta riusciamo a far capire a tutti, ma proprio perché viviamo in mezzo alle persone anziane, la persona anziana è ancora un investimento, secondo me, per le nuove generazioni, ma la persona anziana non ama essere, come posso dire, ospite delle case di riposo. Se non riesce a fare altro, accetta anche questo, ma vorrebbe essere seguita nella sua casa, nella sua famiglia, e queste sono le azioni che facciamo. Dopodiché, bisogna dirlo, e siamo nella stessa regione, sindaco, chiamo anche lei in causa. Noi, per quanto riguarda l'aumento delle rette,
Abbiamo oramai comitati dei familiari, prendo l'ultimo riferimento, l'ISRA, e noi adesso cerchiamo di allargarla a tutte le case di riposo, chiediamo alla Regione che capisca che bisogna investire su questo e non tagliare, magari si taglia da un'altra parte, ma qui no, perché se non riusciamo a far sì che le case di riposo continuino ad avere questi ospiti e accudirli nel miglior modo possibile, cosa che non sempre accade, noi avremo fallito il nostro obiettivo di una società che guarda sia alle nuove generazioni, ai giovani, ma anche alla terza età, cosiddetta terza età, diversamente giovani come dicevi tu. Maurizio da Padova, ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno intanto ai tuoi ospiti Buongiorno. e complimenti intanto alla tua trasmissione. Grazie. Allora, io vorrei intervenire, Mirella, se mi consenti, intervenire sull'argomento quello precedente. Allora, visto che ci sono i tuoi ospiti stamattina in studio molto preparati, allora, per quanto riguarda questi femminicidi, eccetera, allora io vorrei dire soltanto una cosa. Ieri ce ne sono successi altri due. Una è stata ammazzata con la mazza da baseball e un altro, che è un extracomunitario, ha ammazzato la moglie. Allora, io vorrei dire una cosa, visto che le femministe sono andate in piazza a protestare, poi hanno fatto altre manifestazioni che non c'entravano con l'argomento, ecco, allora, come mai che qui in Italia, come è successo a Saman, la ragazza, come mai che qui in Italia esistono due pesi e due misure? Se un italiano ammazza la moglie, va diretto in galera, come mai adesso bisogna vedere se l'extracomunitario, visto che è di un'altra religione, pagherà? Io mi auguro di sì, visto che è ospite in Italia. Io non so come funziona qua la cosa. Allora, sono queste le cose che devono essere viste. La legge è uguale per tutti, dice la nostra legge italiana, ma ultimamente hanno fatto uscire un extracomunitario che ha ammazzato, adesso non so che cosa sia successo, non ha pagato perché è di fede musulmana. Allora è qui che bisogna battersi. Allora o la legge la facciamo rispettare per tutti oppure no. Arrivederci e buona giornata a tutti di nuovo. Allora, siccome bisogna fare chiarezza anche per spiegare e commentare la telefonata di Maurizio, adesso andiamo in pubblicità. Abbiamo in linea Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, la trasmissione di venerdì dove era ospite e non mancanza di rispetto per i maschietti stamattina le donne, la signora vittima di violenza, più altre che adesso, ecco, è stata veramente molto bella. Grazie Paola. Ecco. E adesso noi tramite giornali, televisione, la storia della persona Giulia avremmo avuto modo di sentire insomma qualcosa, anche perché i suoi familiari ne va insomma informare di chi era insomma. E per quanto riguarda adesso Filippo, mi lo sentivo la madre che studiava, questo lo diceva anche a Giulia, che deve studiare, no? E che studiava, che faceva sport, che cose là. Ma è vero, perché come diceva la signora vittima di violenza, gli uomini sono attori per cui è vero che studiava, o che diceva di studiare, io dico anche per esperienza personale, non mi è capitata per fortuna una cosa così, però mi diceva che studiava e ero piena di corni, capito? E non sapevo. Me la riferiva una mia amica, mi è capitata un'altra persona che conosco, che dopo 15 anni di fidanzamento si andava a convivere, io
se si trova un'altra donna e tornava a casa e gridava e andava in pronto soccorso. A te sei andata bene, Paola? A te sei andata bene? Ho fortuna che te cassa uomo. Paola, devo interromperti perché non ce la faccio, sono in chiusura, devo mandare la pubblicità. Comunque sei stata molto chiara e ti ringrazio. Sanno mascherare molto bene, sanno fingere molto bene, al di sopra di ogni sospetto. Allora, Sindaco, come commenta la telefonata di Paola e soprattutto rispondiamo anche a Maurizio da Padova, perché è giusto dire anche quello che veramente è la legge. Prego. Sulla telefonata della signora dico solo, anche verissimo per carità, ma facciamo attenzione a non dividere il mondo in due metà del cielo, non ci sono le donne e gli uomini, ci sono gli uomini pericolosi, sappiate che ci sono tanti uomini che vi vogliono bene, che la maggioranza degli uomini amano le donne e che voi siete la ragione per cui esistiamo e, come diceva Winston Churchill, viva le piccole differenze che ci distinguono da un sesso all'altro. Ecco, detto questo, per carità, con una battuta, la raccomandazione è questa, insomma, è vero, spesso ci rendiamo come maschi responsabili di azioni estreme perché purtroppo siamo la parte fisicamente più forte e questo porta chi non si controlla a manifestare la propria forza con la violenza. Però insomma tenete presente che ci sono i carabinieri, ci sono i tribunali, ci sono i centri antiviolenza, ci sono soprattutto tanti uomini normali che tutti i giorni combattono questo stato di cose e sono al fianco di tutte le donne che soffrono e anche di quelle che stanno bene, ovviamente. Per quanto riguarda invece il riferimento al processo, certo non ci può essere una distinzione in base alla religione di una persona. Potrà fare una valutazione il giudice eventualmente sullo stato psicologico di una persona. Ho visto una sentenza pubblicata un paio di giorni fa in cui il giudice ha riconosciuto una riduzione di responsabilità a un ragazzo per una serie di furti e rapine perché ha ricostruito tutta la sua storia di violenze e segregazioni subite nella traversata dalla Libia all'Italia e che questa serie di umiliazioni, pestaggi eccetera ne aveva minato l'equilibrio psicologico. Ma questo, per carità, senza conoscere le carte, c'è solo quello che ho letto, ma questo vale per chiunque, insomma chiunque di noi che fosse vittima di una situazione di questo tipo ha una situazione psicologica precaria che poi il giudice deve valutare quando commina la pena. Cioè noi non possiamo mettere in galera chi non è in grado di capire quello che ha fatto, quello deve andare in ospedale. La religione non influenza questo stato di cose, può influenzarla un percorso di vita precedente magari fatto di abusi e soprusi, però sono casi limite, insomma. Molto chiaro e la ringrazio Sindaco di aver spiegato bene perché la legge è quella e va applicata, dopo è a discrezione del giudice veramente questa discrezionalità che può essere letta in vari modi, però la legge è legge per tutti. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor Sindaco e buongiorno al rappresentante dei sindacati. Ecco, signor Sindaco, lei che è un sindaco di maggioranza di due partiti autorevoli, volevo dirle praticamente per recuperare risorse e tutto, quando faranno la riforma degli enti locali. Ecco, questa praticamente per la riforma, cioè dobbiamo non eliminare i campanili, io non voglio eliminare niente, però signor Sindaco, se lei vede anche questa volta col PNRR i comuni piccoli non hanno preso niente perché non hanno le strutture, non hanno qua, non hanno là. Bisogna fare la diffusione, Madonna. Poi un'altra cosa, signor Sindaco, complimenti per quello che ha fatto per il cimitero, però io dico una cosa, l'Italia senza extracomunitari saremmo molto ma molto più poveri, perché praticamente se andiamo a vedere quante balanci ci sono in giro e la richiesta che hanno portato qua, lo Stato deve essere forte con chi fa il delinquente e basta, perché abbiamo tanti anche noi, chi fa il delinquente, ma non ascoltare certi campanelli, perché noi italiani siamo stati bravissimi, però abbiamo esportato la mafia, la camorra e l'andagenda in tutto il mondo e pertanto dobbiamo essere accoglienti. Ecco, grazie signor Sindaco, buon lavoro e buon lavoro anche al sindacato. Buongiorno e grazie. Grazie Gianfranco. Ma quanti bravi sono la grande famiglia di Sveglia Veneti? Li avete sentiti? Allora, prego Biscaro e poi sentiamo anche il sindaco. Allora, due concetti che Gianfranco, l'ultimo che è intervenuto, mi sono rimasti
in testa e sono due cose positive. Uno è l'accoglienza, perciò la riforma degli enti locali parlava così, ma in realtà noi da tempo suggeriamo e vorremmo che arrivasse non per legge, ma perché i piccoli comuni decidano da soli, come stanno facendo anche qui a Treviso, Villorba e Spresiano, si fondano, perché oramai, per esempio prendendo a spunto il PNRR, i piccoli comuni non hanno potuto entrarci perché dovevano avere una, come posso dire, una dimensione di abitanti tale per fare le proposte, accogliere fondi e dare più servizi. L'altra cosa che io sono assolutamente d'accordo è quella riferita alle risorse che man mano che il tempo passa, mi dispiace dirlo in questo modo, ma anziché aumentare, e cioè dal centro alla periferia, ai territori, aumentare, diminuiscono. E questa è una battaglia che dobbiamo fare insieme. Io chiedo anche il supporto al sindaco di San Donà, perché abbiamo visto a Treviso, ci siamo incontrati con qualche comune alla fine qui di novembre, e rispetto al taglio delle risorse siamo un po' freddini, dobbiamo alzare un po' di più la voce, cioè non è possibile delegare l'accoglienza ai comuni e non avere risorse per mettere in piedi una vera accoglienza. Non possiamo dire ai comuni: tu devi interessarti dell'assistenza domiciliare e non ho le risorse sufficienti per farlo. Perciò io credo che insieme il sindacato in generale, unitariamente inteso, e gli enti locali unitariamente intesi, questa mattina io sono felice di aver avuto un sindaco così e spero altrettanto per lui, per quanto mi riguarda, perché poi alla fine, se guardiamo le cose pratiche non c'è tanta differenza. Magari possiamo discutere, non discutiamo di politica, sindaco, ma discutiamo dell'amministrazione, e nell'amministrazione noi siamo convinti che ci sono delle persone brave e delle persone meno brave. Allora, su questo i problemi fanno da giudice. C'è un problema, come lo discutiamo e come condividiamo una soluzione. Noi siamo e ci mettiamo in campo per far sì che queste cose qui abbiano dalla parte della società civile un interesse che la politica a livello, diciamo, generale non ha. Mentre nei comuni queste cose si sentono, e credo che il sindaco sia d'accordo con me su questo. Allora, Vigilio Biscaro, se avessi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, proprio per quanto riguarda questi soldi alle RSA, che noi abbiamo sentito il direttore Pavan, Giorgio Pavan, che se non ci fosse dovremmo inventarlo con quello che riesce a gestire, a fare su queste RSA molto importante, ecco, cosa chiederesti al presidente Zaia, visto che se vuole, come ha dichiarato anche il sindaco di San Vendemiano, dove che vuole fa, dove che magari non il fa. Cosa chiederesti al presidente Zaia? Chiederei che quei 28 milioni che mancano ai comuni a livello regionale, la regione li tiri fuori. Direi, caro Zaia, tutte quelle risorse che dovevano avere le case di riposo che tu hai dato per metà circa, quei soldi là, anziché parlare d'altro, non vorrei metterla in modo un po' strano, senza parlare, la dico così, senza parlare del prosecco. Possiamo dire che determinate risorse che vanno messe sul turismo, per carità, ecco, sul turismo, sull'agricoltura, eccetera, qualche risorsa venga invece spostata sugli anziani, venga spostata sulle case di riposo, venga spostata sull'assistenza, per dar modo ai comuni di fare quello che ho detto prima. Perché è vero che ci sono meno risorse, ma non ci siamo noi quando si incontra Stato e Regioni.
non ci siamo noi, ci sono i presidenti di regione a discutere con il governo di come gestire le risorse a livello regionale, e perciò fate sentire la vostra voce, altrimenti mi viene proprio da dire che ognuno fa quello che vuole, cioè fa anche il proprio tornaconto. Sentiamo come commenta l'avvocato Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave. Prego, sindaco. Piero Calamandrei, grandissimo avvocato e padre della nostra Costituzione, uno dei padri nobili, diceva che la prima porta a cui un cittadino bussa quando ha bisogno è la porta del comune. Il comune è l'ente sicuramente più vicino ai cittadini e è quello cui lo Stato dovrebbe demandare ancora più risorse, non sottrarne, come diceva bene adesso il segretario. Il San Donà è una città di 42.000 abitanti, è la più grande assieme a Bassano tra le città non capoluogo di provincia del Veneto. Però io sono sindaco da 6 mesi e magari poi non ce la farò più, però insomma adesso ho ancora l'entusiasmo. Parlo con i cittadini al bar quando vado a bere il caffè, a me piace correre a piedi e al mattino mi fermano magari sull'argine del Piave quando sto correndo o quando sono in bicicletta. È una cosa che non puoi fare col parlamentare o col ministro, men che meno. Insomma, il sindaco e gli assessori sono tuoi vicini di casa e è a loro che ti rivolgi quando hai bisogno, per cui è verissimo che i comuni dovrebbero essere potenziati. I comuni però dovrebbero anche fare un esame di coscienza quando si dice che i comuni piccoli non ce la fanno più. È chiaro che un comune di 3-4 mila abitanti non ha le risorse per affrontare le sfide attuali della modernità. Io faccio politica da poco, facevo il mio lavoro prima, ho fatto tanta attività sindacale anch'io, non dal lato del sindacato dei lavoratori ma dal lato datoriale, perché sono stato con la Camera di Commercio e con Confcommercio per tanti anni, quindi prima, quando ero in quel ruolo lì, avevo promosso la costituzione di un comitato per il comune unico del Piave. San Donà ha 42.000 abitanti, però altri 3 comuni attorno, Musile di Piave, Fossalta e Noventa di Piave, che hanno altri 20.000 abitanti in totale. Io dicevo, siamo un'unica realtà urbanistica, fondiamoci, creiamo un comune unico, perché dobbiamo avere 4 segretari comunali, 4 comandanti dei vigili, 4 dirigenti del comunali, 4 sindaci, certo. Ognuno che la pensa nella propria maniera. Quando la strada che si ferma sul ponte sul Piave crea un problema per noi e per tutti gli altri 3 comuni. Purtroppo qui ci si scontra con legittime, per carità, anche tensioni campanilistiche, l'amore per il proprio. Io credo che la gente non è innamorata del proprio ufficio anagrafe, magari innamorata del campetto da calcio, della chiesa, della parrocchia, della scuola dove andava, non della presenza fisica. Purtroppo però, sindaco Teso, mi dispiace dirglielo, ma io li ho ospiti questi sindaci e molti invece hanno questo campanile a cui tengono e non tantissimo, andremo da nessuna parte, e fanno fatica sia a spiegarlo ai loro cittadini e ai loro paesani che non sanno la differenza tra unione e fusione, perché non lo spiegano, perché vogliono tenersi il campanile, questo va detto. Però, sindaco Tejo, devo farle una richiesta. È Natale, sindaco. Io mi occupo di volontariato come tantissimi banchi alimentari, che ringrazio sempre, questo mondo del volontariato. Io le chiedo se può trovare una sede al Banco Alimentare della San Vincenzo, con la quale io collaboro, sindaco, perché lo meritano veramente. Ecco, noi facciamo collaborazione, ecco, cerchiamo di unirci, di far sì che questo territorio abbia le risposte alle esigenze della povertà, e glielo posso assicurare, ce la mettiamo veramente tutta, sindaco, nonostante questa burocrazia che ci sta uccidendo, questi prodotti che arrivano sempre meno. Per fortuna che ci sono questi supermercati, ipermercati, ma le aziende sentono poco, perciò questo è quello che le dico oggi, ho il coraggio di chiederlo, perché so che sono delle brave persone che ce la mettono tutta, però che hanno bisogno di questo spazio. Cosa mi dice, sindaco? Non domani, sa, sindaco, però... Sono stato volontario della San Vincenzo anch'io, quindi so cosa fanno e l'impegno gliel'ho già dato. Abbiamo uno stabile che forse ci verrà dato dello Stato, perché stiamo costruendo la stazione nuova,
io non prometto nulla, però spero che ci possa trovare una sede. Una ce l'hanno, ma è piccola e per il lavoro che fanno insufficiente. L'impegno per il prossimo anno è di lavorare su questo. Ecco, la ringrazio veramente, Sindaco, gliel'ho chiesto perché sapevo di avere, come ha detto Vigilio Biscaro, una brava persona. Non guardiamo il colore politico, ma guardiamo la persona, le idee e come si è espresso. Cosa vuoi dire, Biscaro? Che magari fossimo in grado di ragionare in questi termini in tutti i 94 comuni. Non è campanilismo questo, è che sono in provincia di Treviso sindaco, perché così si risolvono le problematiche, facendo le alleanze giuste per le questioni pratiche, non per altre cose che i cittadini non riescono a capire e fanno fatica proprio a capire perché è meglio fondere i comuni. Il sindaco lo ha detto chiaramente, qui a Treviso stanno facendo questa esperienza, ma so che a Belluno, a Quero Vasse e a Lano il referendum è andato bene, in altre zone del Trevigiano stanno facendo studi di fattibilità per fondere i comuni, perché è vero, se hai una dimensione dei 20-30, ma San Donà è grande dal punto di vista dimensionale, sì. Tu puoi avere personale che sufficiente per dare i servizi che invece se tu lo fai tra comuni piccoli devi fare le convenzioni, dopo uno è geloso, l'assistente sociale va di là e non viene nel mio comune, tutte queste robe qua, i vigili urbani eccetera eccetera. Qui non ce la facciamo più. E soprattutto anche i costi, segretari comunali e tutto. 3 consigli Spiega comunali, bene, Vigilio. 3 sindaci, 3 giunte, cioè i segretari comunali, 3-4 segretari comunali, bastano, riduci le spese ma dai più servizi alla cittadinanza, questo è quello che vorremmo fare. Grazie a Vigilio Biscaro, segretario generale SPI-CGIL Treviso, grazie all'avvocato Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave, primo mandato, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, gli a tutti una bella compagnia, grazie veramente sindaco anche per come si è espresso, abbiamo avuto piacere di averla conosciuta, spero che ritornerà come Vigilio Biscaro, grazie, pubblicità. Grazie.
Ringrazio veramente Paola Volpato per averci mandato questo video, ecco, con queste foto, con queste immagini, con queste opere. Lei è un'artista che hanno toccato profondamente il nostro cuore, la nostra sensibilità, queste persone che non ci sono più. Ieri altre due, Paola Volpato, io non so cosa bisogna fare per fermare questa disgrazia che tutti i giorni viviamo, queste persone che non ritorneranno, famiglie distrutti, veramente non saprei neanche più come commentare. Cosa ne pensa Paola Volpato e grazie. Buongiorno, dunque io non è che ho tanti pensieri, però sostanzialmente il mio lavoro è quello proprio di stare vicino, di far vedere quante sono, chi sono e in qualche modo di condividere questa quantità e questa loro vita che non c'è più. Ecco, io sì, anch'io un po', le parole a volte sono tante, tutti hanno parlato molto, hanno detto delle cose molto molto giuste. Stamattina ne sono morte altre due. E quindi io penso che la cosa andrà avanti ancora per le lunghe. Credo che possiamo semplicemente, anzi fortemente, insistere sulla creare della consapevolezza che sia più diffusa a tutti, perché non è un fenomeno così dettato da una rabbia improvvisa, è qualcosa che è radicato nel comportamento degli uomini, delle donne, che viene da molto lontano, lo avevo già avuto modo di dire, e credo quindi ci vorrà molto tempo, non possiamo illuderci che la cosa finisca, però bisogna continuare a stare sul pezzo, diciamo, per poter rompere questo tipo di situazione. Da due lati, direi: la parte femminile che deve uscire dal buio, perché queste donne sono soggette ad un'umiliazione continua, costante, e che le annichilisce e che le lascia quasi, una mia amica diceva, come un pesce preso all'amo. Non riescono a staccarsi da questo amo, restano lì e sempre peggio, la violenza verso di loro diventa sempre peggio e loro sempre più oppresse e fino anche al limite estremo. Mentre altri verso gli uomini, perché forse non hanno la consapevolezza dei loro comportamenti, di violenza anche verbale verso le donne, e c'è da chiedersi da cosa nasca tutto questo. Questa è una domanda centrale. Paola Volpato, tante panchine rosse, tante scarpe. Io dico sempre che forse dovremmo vedere più scarpe da ginnastica e ballerine, perché è quello che usa ormai la donna, non questi tacchi vertiginosi che ormai ce li siamo scordati da un pezzo, anche se qualche volta ci fa piacere metterli. E qua diventa il problema: come sei vestita, come ti muovi. Ecco, questa sorella che da qualche politico, invece di vedere cosa parlava, cosa diceva, ecco, la spiegazione che cercava di dare alla società, ha guardato la maglietta che indossava. Ecco, sempre questo comportamento, ecco, che non va bene, ecco, ma hanno detto, qualcuno condivide, ecco, l'uomo che condivide una frase del genere, cosa vorrebbe dire a questo uomo, Paola Volpato, o a quegli uomini che condividono queste uscite terrificanti di certi politici, poi oltretutto? Prego. Sì, è scandaloso, cioè sono rimasti in una fase, direi, quasi, non dico preistorica, perché nelle preistorie le donne erano rispettate molto probabilmente più di ora, e credo che sia una cosa vergognosa, cioè questo modo di ragionare, questo linguaggio è qualcosa in cui nessuno si riflette più nella nostra società, cioè voglio dire, sono una minoranza, poi anche queste stesse parole Dio, patria, famiglia, queste persone sono i primi a smentirle, cioè questa è la cosa ridicola, lo predicano per gli altri, poi loro non hanno nessun comportamento che sia affine a questo tipo di, ma lo vogliono imporre agli altri. Questo è una cosa veramente ridicola, direi, se non fosse vergognosa e violenta, perché Dio, tra l'altro Dio è solo maschio. Questo è una cosa. La patria contiene il pater, quindi maschio, padre. Famiglia vuol dire qualcosa che viene in qualche modo strutturato, ma che queste persone, proprio in particolare, non assecondano.
come struttura, cioè fanno tutt'altro, specialmente i maschi che sono sposati, che vanno dietro a tutte le ragazze, che devono giudicare la loro bellezza, se sono attraenti, se non sono attraenti, ma chi gli dà questo potere, questa arroganza? Come si permettono di giudicare le altre persone dall'alto della loro libidine, diciamo, no? C'è questo atto di dover essere soddisfatti dallo sguardo di altre donne, cioè da come guardano le donne devono soddisfare la loro, devono soddisfarli. E soprattutto anche certi aggettivi che poi sono stati usati, ma lui è un giocarellone dopo che ha palpeggiato in maniera anche molto forte, o dopo che ha lanciato degli sguardi osceni, perché noi riusciamo a capire lo sguardo fin dove arriva e come lo capiamo, dove veramente qualcuno, e sono gli stessi uomini che dovrebbero invece metterlo alle corde e dire guarda che stai sbagliando, perché se non facciamo questo cambiamento maschile che deve partire anche da loro, perché io dico sempre che ce l'abbiamo sempre messa tutta noi, ecco, cerchiamo veramente, ci mettiamo la faccia su quello che facciamo e anche per difenderci, però qualcuno non lo fa. Vorrei sentire anche cosa ne pensa Daniele Salviato, bar manager. Grazie Salviato di essere qui con noi questa mattina anche come uomo, ecco, come persona, ma ecco, cosa ne pensa, ecco, di queste esternazioni violente, ecco, di questo, di non voler ancora capire che la donna va difesa, protetta nello sguardo, nel linguaggio, nel comportamento. Prego. Ci mancherebbe, buongiorno, è un piacere essere qui presente, diciamo. Sicuramente sono allibito e terrificato da quello che è stato un po' l'escursus di questi giorni, soprattutto appunto sul piano maschile. Dire che è vergognoso è a dir poco. Potrei aggiungere questo, è uno dei valori che mio nonno mi ha trasmesso che sono fondamentali, appunto il rispetto, in primis per tutte le persone, specialmente per la donna. Mi ricorderò sempre quella volta dove per sbaglio, da piccolino, ancora ingenuo definiamo, mancai di rispetto verbalmente a mia nonna e me lo ricordo come fosse ieri. Noi ad esempio all'interno del bar abbiamo una semplice regola: il drink a una signorina si può offrire assolutamente, abbiamo una regola molto ben fissa, che quando una donna dice no, è no. Quindi abbiamo un ruolo anche di, tra parentesi, controllori sotto quel punto di vista, nel senso che una donna quando viene appunto nei nostri locali si sente accolta, coccolata e protetta sotto un certo punto di vista, nel senso che ovviamente siamo sempre a supervisionare le situazioni, per cui se notiamo che ci sono dei comportamenti che non sono consoni, ovviamente se la cosa appunto comincia ad andare in escandescenza, lì siamo tenuti a intervenire assolutamente. Quindi come si dice, il finto perbenismo e la falsa negligenza sono qualcosa che sono sicuramente dei cancri da combattere al giorno d'oggi, perché ho visto narrare tantissime persone, d'altro canto, ripeto, al giorno d'oggi la negligenza è qualcosa che è purtroppo insito nel DNA delle persone odierne. Grazie Daniele per queste parole, ti ringrazio veramente. Sentiamo Fabio da Padova. Ciao Fabio. Ciao Mirella, ciao. Un saluto a tutti. Ascolta, volevo dire una cosa in merito a questo discorso della cultura maschilista, diciamo, no? Praticamente esistono, secondo me, dopo non lo so, ci sono uomini buoni e uomini cattivi, come ci sono anche donne buone e donne cattive. Allora sarà sempre, quando una donna si mette con un uomo cattivo, o se si rende conto che è cattivo lo deve mollare immediatamente, se invece continuano a stare insieme purtroppo rischiano, è un rischio, ma non si potranno mai eliminare le persone cattive, perché le persone cattive nascono cattive. Non è che tu le insegni a essere buono, diventa buono, assolutamente. Guarda le guerre, tu basta guardi le guerre e capisci che c'è gente cattiva. Però volevo dire un'altra cosa, Mirella, che in Italia ogni anno ci sono, l'anno scorso, ci sono stati 63.000 aborti. Gli aborti vuol dire uccidere il tuo figlio, perché se tu sei incinta e abortisci senza motivi di salute, diciamo, tu stai uccidendo tuo figlio, e questa non è una bella cosa, secondo me, perché è un infanticidio
E come mai nessuno dice niente di questa cosa qui? Perché d'accordo che in piazza dicono il corpo mio, faccio quello che voglio io, però se tu uccidi tuo figlio, se permetti, non mi sembra una cosa bella, mi sembra che sia uccidere un essere umano, capisci? Ecco, io personalmente non riuscirei a uccidere neanche un animaletto, perché mi fa pena anche uccidere un animaletto, tipo una mosca o qualcosa del genere. Quindi comunque la bontà e la cattiveria purtroppo in questo mondo esiste, e io ho notato che dopo il Covid specialmente la cattiveria è aumentata molto, perché io vedo persone molto cattive in giro, capito? Ecco, e gli uomini cattivi sono pericolosi per le donne ma anche per gli uomini, perché guarda cosa succede ogni giorno. Grazie Fabio, molto chiaro, ti ringrazio della telefonata. Sentiamo come la commenta Paola Volpato, artista, soprattutto ecco, perché è importante anche sentire da un altro lato il commento femminile a questa telefonata. Prego Paola. Allora, è un po' buffa questo discorso, quando ci sono le donne uccise, che sono una cosa veramente un fenomeno, cioè una cosa che non rientra in una statistica, perché se fossero donne buone, donne cattive, uomini buoni o uomini cattivi allo stesso numero, potrebbe già cominciare a esserci un ragionamento, tant'è che per esempio gli omicidi sono diversi dagli femminicidi. Intendo dire che queste statistiche riportano che sono gli uomini a uccidere le donne, non viceversa. Cioè una donna che uccide un uomo sarà 1 su 100 di quelle che vengono uccise invece dagli uomini. Quindi questo deve essere detto, quindi vuol dire che c'è una qualità diversa. Fare di tutta un'erba un fascio lo trovo veramente deprimente dopo tutto quello che accade. Parliamo di buoni, di cattivi, ma perché ci sono gli aborti? Chiediamocelo. Perché ci sono i femminicidi? Oltre a dire ci sono i buoni e i cattivi, che non vuol dire niente, bisogna dire il perché ci sono i buoni, perché ci sono questi comportamenti, anzi, perché ognuno di noi è buono e cattivo, tra l'altro. Questo è il punto. Quando è che usiamo la nostra aggressività verso una persona? Quando è che noi uccidiamo una donna? Quando è che noi ci troviamo a dover abortire come persone? Ecco, perché voglio dire, non è che gli aborti vengono fatti perché così uno no, cioè voglio dire, e poi tu non puoi decidere per gli altri. Se tu la pensi così, non sei obbligato ad abortire, ovviamente, poi puoi andare a finire sulla strada con un bambino senza nessuno che ti aiuta, magari trovi la Caritas o qualcuno, però lo decidi tu. Io non posso deciderlo per te. Come è arrogante questo essere giudici degli altri. Il problema è guardare il fenomeno invece, perché accade questo, e interrogarci sul fatto di come poter prevenire questa cosa. Non è che ognuno fa il cattivo gratis. E le guerre non sono a gratis, nascono tutte da degli elementi. Adesso scusate, mi parlo un po' in modo forse poco cioè con delle parole molto istintive, no? Però mi arrabbio un po' quando dicono queste cose, perché sono qualcosa che getta tutto in un unico vaso, no? Un vaso di Pandora dove ci sta dentro tutto e tutto può riaccadere come prima, quindi non serve a niente fare nessuna lotta, nessun tipo di cose, perché tanto ci saranno sempre i buoni e i cattivi. È una cosa proprio da combattere questa visione, secondo me, perché è vero che ci sono i buoni e i cattivi, ma bisogna chiedersi tutto il resto che ho detto prima. Allora io vorrei anche commentare e spiegare forse a Fabio e tanti Fabi che non capiscono, forse non conoscono, perché sono uomini, loro non hanno mai e non abortiranno mai, non sanno cosa c'è dietro un aborto. Ecco, non è una passeggiata un aborto che vai e fai l'aborto e sei a posto. C'è un percorso veramente terribile dietro un aborto, ricordatevelo. E ci vogliono anni per superare questo trauma e non possiamo sempre fare di tutta un'erba un fascio. Come dice Paola Volpato, bisogna capire il perché questa donna abortisce, che strutture abbiamo per cercare di aiutarla. Sono spariti anche i consultori, se qualcuno non lo sa, lo dico io.
Guardate che hanno eliminato tantissimi consultori, devono spostarsi da una città, un paese all'altro, fare chilometri, ma non hanno i mezzi, ma soprattutto far capire a questi uomini che non hanno la maternità, perché non ci sarebbe neanche il mondo a mio avviso, perché veramente non sarebbero in grado di sopportare un parto, questo lo dico io. Forse è da capire che forse dovete informarvi di più, stare vicino più a questa altra metà della terra che vi ha creato. Ecco, forse meritiamo molto più rispetto di quello che pensate di dare, perché veramente io penso che sia il momento che anche voi cominciate a agire e capire il rispetto che meritiamo per tutto quello che facciamo, ma per la vita che vi abbiamo dato, perché la vita che avete ve l'ha data una donna, perciò questa donna merita rispetto. Detto questo, vorrei sentire cosa ne pensa Daniele Salviato, anche di questa telefonata. Ecco, così un po' anche superficiale, ecco, tutti questi aborti, siete tutte delle criminali, ma veramente bisognerebbe conoscere cosa c'è dietro questa persona femminile che decide di fare questo. Prego, Salviato. Condivido appieno, Mirella, nel senso che è molto semplice, si ritorna un po' sempre al discorso prima, è molto semplice sparare sentenze, è molto più difficile mettersi nei panni di un'altra persona e capire le circostanze. Cosa voglio dire? Sicuramente non è una scelta, qualora venga fatta, che viene presa a cuor leggero o che viene fatta con semplicità, con frivolezza. È una scelta che è portata da determinate decisioni, necessità e, ripeto, circostanze, per cui credo che bisognerebbe sempre essere un po' più gentili con il prossimo, perché non si sa mai la guerra che una persona o l'altra sta portando avanti. Quindi... Ma soprattutto il rispetto della scelta, se questa donna decide di fare questa scelta c'è un motivo veramente valido, non è una scelta fatta ma sì, mi libero e chi se ne frega, non è così. È questo che cerco di far capire questa mattina, e grazie anche a Salviato per aver confermato quello che abbiamo detto sia io che Paola Volpato. Però Daniele, io adesso vorrei parlare anche con te, visto che sei un bar manager, di questo problema che è l'alcol, di queste stragi sulle strade, di questi ragazzi. Anzi, io vorrei chiederti se è possibile, il comandante della Polizia Municipale di Treviso ha portato in anteprima proprio un video a Sveglia Veneti, proprio per far capire l'importanza di non bere, ecco, di fermarsi, perché dopo le stragi, vediamo, ne parliamo anche in questi giorni, sono state queste giornate, ma il problema è che questi ragazzi non si rendono conto di quanto bevono e il danno che possono fare a sé, ma anche a tutta la società. Allora, tu cosa vorresti dire? Ma è così difficile mettere proprio 0 alcol se guidi? Perché è inutile che ce la continuiamo a girare. Qui esce la mattina e trovi già gente ubriaca perché inizia alle 6 a bere, perché basta andare nei bar, non tutti bevono il caffè, guardate e vedere, oppure le correzioni, tutte queste robe. A fine giornata voglio capire che tasso hanno anche queste persone. Ecco, tu cosa vorresti dire? Questo video, ad esempio, sarebbe da girare anche nei locali, far vedere, ecco, proprio per dare veramente l'obiettivo, quello di capire che non devi bere più di tanto, devi stare nei limiti, e se guidi non devi assolutamente bere. Prego Daniele. Assolutamente condivido. Quello che posso dire è questo: l'alcol è, come si dice, è consumato dall'uomo dall'alba dei tempi. Di per sé non è tanto l'alcol come male, nel senso che potrebbe essere qualsiasi altra sostanza o diciamo dipendenza che potrebbe dare comunque problematica. Ma la adoperano tutte e due, Daniele, la adoperano tutte e due. Assolutamente, purtroppo il mondo è bello perché vario e avariato al giorno d'oggi, cara Mirella. Detto questo, non è tanto il non bere, ma l'avere coscienza sempre di quello che stiamo facendo. Cosa voglio dire? Non necessariamente devo privarmi dell'alcol, ma ovviamente se scelgo di bere, scelgo di non guidare, nel senso che ho varie compagnie appunto di frequentatori dell'ambito del mondo bar che vengono, magari si fanno anche mezz'ora, un'ora di strada, tranquillamente, perché appunto all'interno degli anni mi hanno seguito nei vari bar dove mi sono spostato, e posso assicurarti che appunto dei 4 o 5 che si muovono in compagnia, uno quella sera beve analcolici oppure beve una birra a inizio serata ma poi non beve più nulla e ovviamente accompagna tutti gli altri 4 invece possono bere tranquillamente. Bevono sempre però con cognizione di causa, per cui vengono a bersi i drink per stare in compagnia come aggregatore sociale, quindi cosa bevono alla fine della fiera?
2 drink, 3 drink, 4 drink, si stanno lì tutta la serata, ma non ho mai visto appunto questa tipologia di clienti o di persone uscire dal bar alterate, barcollanti o comunque in condizioni appunto non consone. Eccetto ovviamente la persona designata che doveva guidare, quella era assolutamente priva di alcol, per cui è sempre una questione di organizzazione. Io adesso appunto gestisco dei locali in centro a Bassano del Grappa, per il gruppo Miotti, per cui una famiglia storica che è lì dal 64, quindi un po' di anni di storia alle spalle. E ovviamente lì nel centro storico gran parte di quelli che sono gli habitué sono delle persone appunto che abitano lì in centro, quindi che poi alla fine della fiera non devono prendere sulla macchina. Chi si sposta ovviamente invece ha questo, tra parentesi, limite di necessità organizzativa nel trovare appunto la persona che quella sera non beve, ma è solo semplicemente una questione di quello che organizzazione. volevo chiederti, Daniele, ecco, secondo te c'è consapevolezza, ecco, di quanto può far male il bere, ecco, della pericolosità soprattutto del bere? Tu la vedi, indipendentemente del tuo locale, che da persona seria quale sei cerchi anche di dare un indirizzo, ecco, perciò è molto importante questo, anche sapere dove entri e cosa ti viene proposto. Ma tu vedi poi quando veramente esci dal tuo locale o alla mattina esci che c'è questa consapevolezza, oppure vedi una certa superficialità di mettersi alla guida? Ecco, io ho visto anche in questi giorni, anche la sera, adesso alle 17 è buio, tantissime macchine non accendono i fanali, non so dove sono con la testa, arrivano alle rotonde e non mettono la freccia, ecco, poi veramente noti che c'è una certa superficialità. Allora se mettiamo l'alcol, ecco, e anche la superficialità, capite bene che non andiamo da nessuna parte, o sbaglio, Daniele? Assolutamente, è una miscela pericolosa. Diciamo che la superficialità è dettata non tanto dall'alcol, ma come si dice, dal periodo storico temporale che stiamo vivendo. La soglia di attenzione è sempre più bassa, siamo sempre più disattenti e sempre più con la testa tra le nuvole, per cui non tanto l'alcol, ma pensiamo al fatto che lavorando ad esempio sui social la parte di attenzione che hai è di 30 secondi, che se ci pensiamo è folle. Io lo vedo nei seminari, nelle formazioni che facciamo, avevi 5, 6, 7 anni fa una soglia di attenzione di un paio d'ore almeno, adesso si è ridotta veramente a mezz'ora, un'ora, dopo l'attenzione cala drasticamente, quindi non è tanto l'alcol secondo me, Mirella, ma è proprio la tipologia di periodo storico che stiamo vivendo purtroppo. Ovvio che se mettiamo le due cose in sovrapposizione l'una con l'altra si diventa una miscela esplosiva, quello è poco ma sicuro. Allora sentiamo anche come commenta Paola Volpato, artista, anche questa superficialità nel giudicare. Abbiamo sentito questo film di Paola Cortellesi, bocciato, non finanziato, perché non è stato capito e non era gradito. Ecco, questa superficialità anche nel giudicare un qualcosa che magari non conosci, ma perché non approfondire? E invece vediamo che sta avendo un successo incredibile. Ecco, tocca le corde vocali di tutti noi, perché sono temi molto importanti che veramente ha messo in evidenza Paola Cortellesi. Ecco, questa superficialità anche nell'arte. Ecco, la fortuna di avere un paese meraviglioso, con artisti meravigliosi, che però non vengono valutati attentamente, non vengono supportati. La cultura e l'arte è una cosa che forse alla politica proprio qualche volta non entra proprio per niente. Ecco, cosa dice Paola Volpato? È vero, cioè, credo che Paola Cortellesi abbia aperto anche lei le porte un passo avanti verso una comprensione ampia, corale del problema di come stanno le donne nel nostro paese e non solo. E questo è fantastico che avvenga, è quello che io speravo, attraverso l'arte. L'arte non è, secondo me, una cosa mai neutra, mai. Nel senso che fanno una bellissima donna distesa, nuda, e anche questa donna distesa nuda nell'arco della storia dell'arte cambia nella sua rappresentazione.
Prima potrebbe essere una cosa molto pulita, molto naif quasi, no? La creazione, penso a Masaccio, no? C'è la donna nuda ed amo che scappano è qualcosa di assolutamente, direi, nella colpa che lui vuole raffigurare, in realtà la figurazione è innocente, il corpo della donna. Man mano si arricchisce di particolari, di sensualità e diventa quasi un oggetto da godere per chi la guarda, tant'è che nell'Ottocento venivano appunto esibiti anche in stanze private questi nudi femminili fatti ad olio molto lucidi, molto godibili per i maschi. Ma successivamente, per esempio, anche Rembrandt invece aveva tutto un atteggiamento diverso quando faceva la moglie, era di una qualità espressiva e di verità umana fantastica. Altri artisti meno, Manet per esempio, questa straordinaria Olimpia che mette in evidenza, in realtà ti guarda con una forza pazzesca e ti sta dicendo tu che cosa stai guardando. Lei guarda quasi al di là di te, sopra la tua testa, ed ha una carne bianchissima che sembra quasi non umana. E questo voglio dire, quindi qualsiasi arte, qualsiasi rappresentazione nasconde e cela una visione del mondo. Quando fanno certe donne, certe maternità così oleografiche, anche la Madonna stessa quando la raffigurano, certe volte veramente mi infastidisce perché rappresentano un qualche cosa che è fuori dalla realtà, idolatrato, non è qualcosa di profondo, di intimo, che ti coglie nella sua grandezza, non so se mi spiego. C'è qualche cosa che diventa invece estetizzante, esterno, un guardare così, come dire che bello, che come appunto dare degli slogan, no? Degli slogan per altri però, non per sé. E questo, volevo ritornare un attimo sul tema di prima, no? Cioè quando si diceva cosa vuol dire stare vicino alle persone e identificarsi. Questo secondo me è la cosa più importante, cioè stare vicino alla realtà, guardarla senza retorica, senza spiegare agli altri, ma proprio capendola, cercandola di avere questa empatia, questa specie di compassione, ma una compassione nel senso di sentire insieme le cose, non compassione nel senso di essere superiori. Paola, un attimo solo perché abbiamo Leone da Trebasele che se no mi cade la linea. Vai Leone. Ciao Milena, grazie. Ciao, scusa se ti ho fatto aspettare, ma era un discorso profondo che stava facendo Paola, prego. Sì, ho ascoltato e mi ha fatto molto piacere. Perché con l'arte è un po' difficile capire quello che un artista vuole, il messaggio che l'artista vuole dare. E allora uno guarda l'arte come la vede praticamente. Io sono molto colto, perciò quando vedo un quadro guardo dalla bellezza che emana. Diciamo che molta dell'arte moderna per me non emana nessuna bellezza, perciò certe cose non le metterei mai in casa dell'arte moderna. Comunque è una cosa soggettiva, suppongo, è anche di sapere. Se parliamo d'arte, io mi ricordo quando ho vissuto a Parigi, andavo al Louvre qualche volta. Nella stanza dove c'è la Gioconda, dirimpetto alla Gioconda, c'è un quadro del Tiziano, c'era, adesso non so se sia ancora così, che è chiamato il English Gentleman, il gentiluomo inglese. Non so se lo conosce, questo quadro, che è bellissimo. E questo nome gliel'hanno dato gli inglesi perché è un quadro che quest'uomo sembra inglese, però io vorrei sapere se da qualcuno che sa, se da come era vestito, se questo era veramente un inglese o se era un veneziano, o se era, perché penso che si potrebbe dedurre da come è vestito uno di che nazionalità è o era. Tornando sul discorso dei femminicidi, mi sembra che questo problema non sia affrontato, cioè non è affrontato come si deve. Cioè quando una cosa non funziona, tu la devi
prendere in mano questa cosa. Intanto è la scuola che deve fare più educazione civica e più rispetto per gli altri. Questo è indubbio. Secondo, quando un uomo si azzarda a toccare una donna, a picchiarla, quando una donna denuncia, quest'uomo deve essere denunciato, cioè gli devi fare un processo veloce e metterlo in un posto di rieducazione. Perché se tu dai questo messaggio, gli altri uomini che sono così magari si mettono un po' a pensare che magari dovrebbero cambiare. Ma siccome che questo non si può fare perché questo è uno stato di diritto, allora il problema non viene mai affrontato come si deve, però lo Stato non è solo uno stato di diritto, lo Stato è anche uno stato di dovere. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone. A me fa piacere che hai citato il Louvre e questi quadri, perché di fronte alla Gioconda, più che il vestito, hanno messo la gentilezza. Questo è importante, indipendentemente del vestito che giustamente tu vuoi conoscere, però è stato messo un uomo gentile, la gentilezza che è fondamentale per la donna. Ecco quanto apprezziamo i gesti gentili che vengono fatti dagli uomini che magari non conosci, anche dei semplici gesti, perché noi sappiamo apprezzare la gentilezza. O sbaglio, Paola Volpato? È la cosa fondamentale, penso io, la gentilezza, anche la leggerezza, l'ironia. Possiamo anche parlare dei difetti, non è che questo, ma voglio dire, questo modo appunto gentile di accogliere l'altro è una cosa che deve essere imparato un po' da tutti nella società, perché siamo sempre più conflittuali. Credo che sia fondamentale questo discorso sulle donne, perché apre proprio questo discorso in generale per tutti, perché credo che questo serva a tutti. Credo che se riusciamo a capire, perché modificare anche piano piano, no? A capire il fondamento che c'è dietro questa violenza contro le donne, riusciamo a modificare anche un po', a migliorare, io spero, la società, perché non è solo una questione di modifica, è proprio una questione di cambiamento radicale alla fine, diciamo le cose come stanno. Perché Paola Volpato, crede in questo cambiamento maschile che si parla molto della scuola, guardate che la scuola fa veramente tanto, cerchiamo anche di guardare nella maniera giusta, ma nella scuola il ragazzo o la ragazza vive 4-5 ore, ma le altre 19-18 dove le vive? Cosa offriamo? Ecco qua le famiglie, come dice Paola Volpato, da che pulpito viene la predica, proprio che quelli che parlano famiglia hanno 3 mogli, come dico io, 4 amanti, 5 figli con una diversa e poi si parla di famiglia. Ecco, dobbiamo anche capire dove andare a parare, non possiamo sempre stare zitti e lasciare che tutti dicano tutto. No, non funziona, perché i ragazzi sono spugne e bevono. Allora, se io a scuola ho 4 ore, ho anche la fortuna di avere di bravi insegnanti, ma poi arrivo a casa e gli esempi che ho sono al massimo della negatività, oppure questa movida sfrenata in certi posti e in certi locali non si va da nessuna parte. Ecco, cosa vuoi dire, Daniele Salviato? Anche perché abbiamo parlato di arte, il tuo lavoro è un'arte. Ecco, e se l'arte è come un grande quadro che diceva Leone, ecco, se tu ti poni bene non fai del male, anzi vivi l'arte in una maniera diversa anche nel bere, ecco, nel divertimento, è importantissimo, prego. Assolutamente sì. Ma diciamo che sì, nel nostro lavoro sì, l'arte è, come si dice, parte integrante sicuramente, è qualcosa che ci dà, è che è il motore del nostro lavoro tutti i giorni. C'è da dire che sì, assolutamente al giorno d'oggi è vero che i ragazzi sono un po' più allo sbando, ma pensiamo e contestualizziamo come un po' in tutti i discorsi che abbiamo affrontato precedentemente. Parliamo dei ragazzi, quelli che sono adolescenti al giorno d'oggi, che hanno vissuto veramente 2 anni alla stregua. Cioè, noi siamo stati molto fortunati, se ci pensiamo, abbiamo potuto passare l'adolescenza fuori tranquillamente, in libertà, vivendola senza nessun tipo di dramma psicologico e sociale. Questi sono i risultati, i frutti degli ultimi 2 anni, signori. Abbiamo dei ragazzi che fondamentalmente non hanno, purtroppo in tante volte, anche neanche l'insegnamento delle famiglie. Noi ad esempio all'interno del gruppo per cui lavoro facciamo anche la formazione interna del personale
e partiamo proprio dall'ABC, ma dall'ABC non vuol dire come saper fare un americano o un Negroni, ma semplicemente dove dare del lei alle persone, con che tempistiche inserirsi in una conversazione. Questa ad esempio è una piccola ripresa appunto dei 4 locali che gestiamo, che sono Danieli, Leon Bar, Cucù, che è il cocktail bar dove lavoro io con Elisa Favarone, che è appunto la bar manager, e poi abbiamo Leoncini, che è l'ultimo, che è pizzeria Osteria Popolare. Ecco, anche qua Daniele vorrei aprire una parentesi, perché è facile parlare di professionalità, ma siamo sicuri poi che quando entriamo nei locali abbiamo tutta questa professionalità? Per cui stiamo parlando, ecco, di persone, delle volte io mi domando veramente, dico ma dove sono entrata? Perché no, questo mi è capitato anche a Venezia, perché delle volte è improponibile quello veramente che ti portano, cioè tu non puoi aprire un locale, fare quello che vuoi e mettere delle persone veramente che non sanno neanche cosa vuol dire servire un drink o un aperitivo, cioè è molto importante perché stiamo parlando di alcolici e di superalcolici, ecco, ma questa professionalità non è richiesta, non è che io sono sicura che se vado su quel locale, ecco, avrò la professionalità, e avrò dei ragazzi a volte che non sanno neanche cosa stanno facendo, ma li vedi, sono entrata. Prego Daniele, quanto importante è la professionalità? Perché non è che ti regalano niente da nessuna parte, eh? Ah, perfetto. Assolutamente no, decisamente. Io nella mia vita penso di aver speso molti più soldi in quella che è la formazione rispetto a qualsiasi altro ambito. Una cosa bellissima del gruppo che gestiamo appunto è che la volontà dei titolari è di fare formazione all'interno del gruppo, per cui finalmente nel 2024 abbiamo capito che quelli che sono i nostri venditori all'interno della SARE, quelli che sono a contatto con le persone, devono avere una formazione. È impensabile che un professionista non conosca il prodotto che vende, però purtroppo all'interno dei bar è la stessa cosa. La prima regola che trasmettiamo sono 2, diciamo. Uno che è l'ABC, quindi aprire bene le orecchie, buongiorno, cosa prende? Questo è come si dice, un comandamento che trasmettiamo in maniera molto ferrea. La seconda è contatto visivo. Ovvero che ai 7 secondi in cui una persona si fa l'idea, l'immagine di un locale o appunto di un professionista, ecco che quando una persona entra in uno dei nostri locali viene subito accolto con un sorriso, viene subito accolto da un buonasera o buongiorno, come sta? Per cui abbiamo saltato un po' quel valico del salve, cosa prende, definiamolo un po' da autogrill senza nessuna assolutamente critica, ma una maniera un po' fredda, interpersonale, parlando a livello interpersonale. L'accoglienza è fondamentale, dici tu? Assolutamente sì, nessuno entra in un bar perché ha sete, ricordiamocelo al giorno d'oggi. Il cocktail paradossalmente è l'ultima cosa che arriva, per cui io posso avere anche il drink più buono della storia, però di base se una persona che me lo serve senza un sorriso o con magari un atteggiamento un po' freddo, piuttosto vado tranquillamente a bermi un calice di vino o una birra dal mio amico Giacomo che conosco. Questa è la base, prima lo capiamo, prima riusciamo a cambiare un po' anche questa industria, per cui ripeto, vado da una persona, non vado per un prodotto, per un bar. Senti Daniele, intanto mi piacerebbe che tu questa mattina dessi una ricetta per un drink analcolico a Natale per quelle persone che magari non riescono a uscire, che hanno poco in casa. Ecco, se riusciamo a dare una ricetta per Natale che ce la ricorderemo, analcolica naturalmente, ecco, a queste persone che ti stanno ascoltando. Intanto vado da Paola Volpato. Ecco, l'arte, la sicurezza di avere delle persone che ti accolgono anche quando vai a vedere le mostre. È molto importante l'accoglienza che si parlava prima. L'accoglienza vale per tutto quando entriamo in qualsiasi posto, specialmente anche nelle mostre, questi bellissimi, veramente abbiamo delle sale meravigliose con delle mostre fantastiche, ma l'accoglienza è fondamentale. Prego Paola. Sì, infatti i musei si stanno attrezzando in questo senso per spiegare, anche se è tutto scritto, delle volte uno non sta a leggere tutto il tempo in piedi. No, ma la cosa che mi è venuta in mente, buffa, no? Che parlava prima della Gioconda, eccetera, e la cosa che è incredibile è che poi in fianco alla Gioconda c'è un grande quadro delle nozze di Cana di Veronese, che effettivamente, a proposito, uomo-donna, nozze di Cana, grande festa. È molto così, era una...
per inciso volevo dire questo. Sì, No, sì. la faccenda dell'arte è una cosa interessante, molto importante, che tu hai richiamato e cui tengo molto, appunto quando si dice un'arte impegnata, un'arte politica. Credo che l'arte effettivamente sia un po' uscita da una capacità di comunicazione universale e sia un po' ristata sempre un po' più per gli addetti ai lavori. Questa è una cosa che io appunto ho sempre sentito fin dall'inizio del mio lavoro come un limite, perché il mio desiderio è proprio quello che l'arte debba comunicare qualche cosa che è ancora sopra di noi, che va al di là di quello che siamo, che comprendiamo, proprio per dare una capacità di crescita, no? Di superamento, di condivisione, di comunicazione. Questo è secondo me il ruolo più importante, la sua missione, è quella di Tanto parlare stiamo della... vedendo le foto, ecco, che hai mandato, Paola Volpato. Prego. Sì, queste sono le varie inaugurazioni di queste mostre che ho fatto recentemente, che sono state fatte a Mogliano e anche a Venezia all'M9 e anche da vari diciamo, promotori, no? Compreso il Comune di Venezia, appunto nell'ambito delle giornate contro la violenza delle donne. Questa a Mogliano invece con i vari sindaci che sono arrivati da una camminata da vari paesi dei dintorni, Peseggia, insomma Scorzè, Zero Branco, eccetera, e sono arrivati tutti davanti alla mia mostra. E questa invece è la proiezione che ho fatto al Toniolo, vicino al Teatro Toniolo, all'aperto del video delle donne uccise nel 2023. Credo che sia molto importante che la gente veda come stanno le cose. Ecco, tornando al discorso dell'arte in generale, in questo caso veramente sono riuscita a comunicare molto, no? È un'installazione che ho fatto al Forte Mezzacapo l'anno scorso, dove c'è appunto sono tutti i nomi, e oltre a questi poi c'erano le immagini proiettate dei ritratti. Ecco, credo che questo tema debba riunire tutte le donne, tutte le associazioni, anche se la pensano un po' diversamente. Dobbiamo fare, come dire, deve esserci una specie di diffusione proprio di qual è il principale obiettivo, no? Che è quello di sensibilizzare culturalmente su questo tema. E l'arte in questo senso credo... Io ho trovato questo sistema, insomma, per unire queste due cose. L'ho trovato, devo dire, quasi senza cercarlo, perché mi è venuto veramente immediato, spontaneo, pensare di fare appunto un ricordo di queste donne, starle vicino, accarezzarle quasi con la china, con i ritratti, perché quando fai un ritratto sei molto empatico verso chi ritrai, ti sei proprio veramente dentro, no? E infatti molti hanno detto che questi ritratti non danno degli occhi, ma danno degli sguardi che ti guardano direttamente. L'emozione, ecco, gli sguardi che suscitano l'emozione. Sei vicino. Grazie a Paola Volpato, artista, è stata con noi, ecco, per quello che ha detto, ma soprattutto anche per quello che ci ha fatto vedere da artista. Allora, Daniele Salviato, ecco, diamo la ricetta di questo cocktail alcolico. Ci mancherebbe, questa è una piccola trasposizione di un drink che andremo a servire anche nei nostri locali, che è il Bellini al panettone. Ovviamente durante le feste natalizie abbiamo tutti un po' di panettone in casa, magari è rimasto un pezzettino che si è seccato un po' di più. Prendiamo un bicchiere molto semplice a livello di dimensioni di panettone, un mezzo bicchiere d'acqua, 3-4 cucchiai di zucchero, frulliamo tutto in un frullatore molto bene. Da lì filtriamo semplicemente con un colino, con un filtro per togliere le parti più solide. Al supermercato il giorno d'oggi troviamo tranquillamente quelli che sono degli spumanti analcolici, per cui una volta che abbiamo fatto il nostro preparato di panettone lo lasciamo riposare in frigo. Una volta tutto ben freddo, molto semplicemente all'interno di un bicchiere mettiamo 3 o 4 cucchiai del nostro preparato, 2-3 parti appunto di prosecco rispetto a una parte del nostro sciroppo di panettone, mescoliamo delicatamente. Abbiamo il nostro Bellini, per cui una ricetta nostrana, per cui al posto della purea classica di pesca abbiamo questa fantastica purea di panettone che diventa un dessert quasi, diventa una cosa... Grazie, bella questa ricetta, ecco, intriga, pensate, col panettone, il Bellini col panettone. Grazie a Daniele Salviato di essere stato con noi, bar manager, grazie ancora a Paola Volpato, artista, pubblicità.
stage with tears and grace, leaving us stunned, hollow with shame. We have seen this all before. Many tribes of a modern kind, doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind, doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine.
bellissime, sapete quanto piacciono alla Mirella questi animali fantastici che sono i cavalli. Voi sapete, ho fatto l'ipoterapia con i cavalli in villa, è nato proprio da Villa Margherita, ma i miei idee dopo vengono sempre prese, qualcuno se le porta, sì, ma io vado avanti. E questa mattina ho il piacere di avere ospite Carlotta Agnoletto, responsabile attività scuole di equitazione L'Isola e istruttrice di equitazione. Grazie Carlotta di essere qui, ringrazio anche il fratello che è seduto qui vicino, che ci sta guardando, però ringrazio anche Paolo Borin. Ciao Paolo, non a caso ti ho chiamato questa mattina, ti ringrazio di essere qui, appassionato di cavalli, che ama i cavalli in maniera incredibile, che ha scritto dei libri fantastici, poi ne parleremo Paolo, soprattutto l'amore per questo animale meraviglioso. Allora Carlotta Agnoletto, cos'è questa associazione, dove vi trovate, cosa fate e perché questa passione? Quante domande? Beh, intanto buongiorno a tutti, buongiorno, grazie mille dell'opportunità che ci state dando, dell'invito qui, è un onore per noi diffondere quella che è la nostra passione e la nostra missione. Scuola di equitazione L'Isola nasce per un grande desiderio di vivere i cavalli per quelle che erano le mie necessità da bambina. Amo questo animale tantissimo, lo reputo molto più che uno strumento sportivo o uno strumento di intrattenimento. Per me è un maestro, è il mio psicoterapeuta, il mio personal trainer, è veramente una grande risorsa e per questo credo che sia fantastico dare l'opportunità ai bambini di avvicinarsi al mondo del cavallo e trovare, scoprire in lui un compagno e un insegnante. Diciamo che la nostra filosofia si basa su questo. Per noi il cavallo è un maestro di scoperta. Avete visto i bambini che montano nel video dello spettacolo a Fiera Cavalli? Carlotta, guarda come ti sta guardando Paolo. Scusa se faccio questa guarda come ti sta guardando Paolo. Paolo, prego, piacere. Paolo prego, Carlotta. Piacere mio, io vengo da un altro mondo, però, che è il mondo del trotto, però credo di essere abbastanza anomalo in questo mondo. E la Clara Campese mi ha avvicinato al vostro mondo e credo che Clara sia una persona che se non esistesse bisognerebbe inventarla, perché sta realizzando i progetti meravigliosi che penso siano in grado di avvicinare ognuno a questo mondo fantastico. È proprio anche punto di vista. Certo. Allora Carlotta, continuiamo a parlare, poi sentiamo anche Paolo Borin di questi libri, ma di questi cavalli, perché è nato questo amore, prego. Allora, questo amore è nato perché un bel giorno mio papà, avevo 2 anni e mezzo, e mi portò sul Montello a vedere questi magnifici animali. Io li vidi allora e rimasi estasiata. Me lo ricordo come fosse ieri. Quanti anni avevi? 2 anni e mezzo. Pensate. Me lo ricordo come fosse ieri. Per me era come aver visto la Madonna. Ho avuto un senso di beatitudine e di possibilità. Ho detto ok, io devo stare con questi magnifici animali. E così è stato. Quanti animali avete? Quanti cavalli hai adesso nel centro dell'isola? Lì all'isola abbiamo 44 equidi, in realtà 44 cavalli e un'asinella, Marisa. Salutiamo allora. Certo. Anche lei è una star in realtà. E ama fare teatro equestre e ama mettersi in mostra davanti al pubblico. E questi cavalli sono per la maggior parte di proprietà della scuola e danno appunto la possibilità ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, la nostra scuola parte dai 3 anni in su, di approcciarsi a questo mondo. Quello che a noi ci appassiona tantissimo, l'avete visto realizzato nel Galà di Fiera Cavalli, appunto è il progetto... L'ultima che questo nel mese di ottobre che è stata fatta, novembre. Sì, novembre. E è stata la prima volta che abbiamo avuto l'onore di partecipare a questo evento, è stato veramente una grandissima soddisfazione presentare 14 animali con 14 bambini che montano in libertà, quindi senza sella, senza imboccatura,
e ci vuole un grande lavoro di fiducia di sé e di fiducia dell'animale. Guardate, Paolo, come commenti le parole di Carlotta Agnoletta, Paolo Borin, soprattutto questa passione che vi unisce, questo amore per questo animale? Prego Paolo. Ma la parola più bella che ha detto Carlotta è la parola fiducia. Senza la fiducia reciproca, perché la fiducia dell'animale dipende dalla nostra. E io penso, sai benissimo Mirella, che ci siano due modi di affrontare il rapporto col cavallo. Uno è fare in modo che il cavallo faccia, l'altro invece è fare in modo che il cavallo voglia fare. E sono due criteri completamente diversi, che sono avvicinabili anche a quello che succede fra gli umani. A parità di capacità, io credo che se tu prendi una persona e le dici devi fare questo, se no ti licenzio o ti frusto, e invece se prendi una persona e dici guarda che bello e fai prendere passione per quello che è il suo lavoro e che dovrà diventare il suo lavoro, credo che ci sia un modo totale, a parità di capacità, io credo che tu sei in grado di ottenere dei risultati completamente diversi. E credo che Carlotta sia d'accordo con questo, il fatto che il suo spettacolo preveda il montare senza sella e con imboccatura dolce, eccetera, sia proprio l'immagine. Io credo che se fosse realizzato questo proposito, e credo che sia realizzato, che si realizzi sempre, o almeno io penso di realizzarlo. Io sono vegetariano, non mangio animali, non mangio carne di cavallo, non solo di cavallo, ma tutti gli altri animali da molto tempo, e credo che regalo i miei cavalli. I trottatori sono anche dei bravi saltatori, sono bravissimi a sella, eccetera, e li regalo quando hanno finito il loro percorso. Ecco, così abbiamo spiegato chi è Paolo Borin a Carlotta Agnoletto. Abbiamo Roberto da Salzano. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno, saluto anche i tuoi ospiti. Vorrei tornare all'argomento di prima, se non ti dispiace. Sì, prego Paolo. Dei giovani. Prego Roberto. Dei giovani. Salve, volevo tornare all'argomento di prima, se è possibile. Saluto i tuoi ospiti, perché io personalmente sono molto preoccupato per i giovani. Io faccio anche del volontariato e quindi sono sempre a contatto. Penso è un argomento molto difficile, ognuno ha la sua idea. Io penso che la nostra società abbia sbagliato, tutte le società avanzate hanno sbagliato nel momento in cui ha deciso di far lavorare tutti e due i genitori. Penso sia una cosa giusta, ma ha lasciato perdere il problema dei ragazzi. Cioè, se uno è fortunato, c'ha i nonni, va bene, ma io mi trovo molte volte che molti ragazzi si trovano dopo la scuola da soli. Non è che la società ha pensato di creare qualcosa per i giovani, non è che quando hanno finito la scuola si trovano a casa da soli perché tutti e due i genitori lavorano, si trovano per le strade. Non è che ci siano dei centri culturali o pubblici, tutte le altre cose che ci sono private. Quindi io direi, prima di tutto dico che il lavoro della casalinga o del casalingo dovrebbe essere premiato con uno stipendio, con qualcosa, perché uno deve avere la scelta della propria vita. Quindi una volta c'erano i genitori a casa che seguivano i ragazzi. Adesso, le dicevo come prima, molti sono fortunati perché magari hanno i nonni che hanno già un'idea molto più vecchia dei genitori, si trovano allo sbando. Sì, bisogna che questa società si rendesse conto. Il futuro sono i giovani. Se tu non prendi in mano questa situazione in cui i giovani dopo la scuola dove vanno? Fortunatamente in certi paesi, in certi città ci sono gli oratori, ma molte persone non vanno nemmeno in chiesa, non accettano queste cose e lasciano i ragazzi da soli. È una realtà, non è una cosa che mi invento io. Ossia, il ragazzo dopo la scuola, se uno gli dice dove va, ha il piacere di saperlo. Si trovano negli angoli delle strade, davanti ai bar, o se no vanno al bar, bevono e fanno delle cose che non è giusto. Quindi continuo a dire che la società come la nostra dovrebbe prima di tutto pensare ai giovani
Grazie Roberto, grazie, devo correre perché sennò non ce la faccio anche a far parlare gli ospiti e anche a farti rispondere. Allora Carlotta, cosa si può fare per questi ragazzi, per questi giovani? Infatti io mi sento di dire che sì, che è una realtà. Per cui io dico sempre alle famiglie che entrano a far parte della nostra associazione che dobbiamo condividere un patto educativo. E quando abbiamo aperto l'isola non abbiamo aperto solo un maneggio, abbiamo aperto un contesto e una situazione in cui i ragazzi possono stare insieme, viversi i pomeriggi, fare i compiti, studiare con un occhio vigile mio, dei miei genitori, di mio fratello, che ci permette di tutelarli nella loro crescita e di non farli stare soli, di farli stare all'interno di un luogo sicuro nella natura con il mondo animale, in un patto educativo che viene condiviso con i genitori, per cui lavoriamo insieme. Le famiglie che sono iscritte lì all'isola sono delle famiglie spettacolari che io ringrazio e vogliamo la stessa cosa, vogliamo il bene dei ragazzi e la loro crescita, per cui uniti e compatti a darsi una mano. L'utile al dilettevole, l'utile studiare ma anche poi divertirti, stai in compagnia, socializzi, cominci ad amare il mondo degli animali, della natura. Come commenti Paolo Borin? Ma Mirella, ogni volta mi introduci degli argomenti che apparentemente non hanno nulla a che fare col cavallo, e invece non è vero. Non è vero, io l'ho vissuto personalmente, credo Carlotta possa viverlo quasi quotidianamente, quando delle persone, come dici tu, diversamente agili, si sono proposte, dei gruppi sono venuti, e anche ragazzi che non riuscivano proprio a muoversi, vedere nei loro occhi un accenno di sorriso quando facevano quei giri coi cavalli era una cosa stupenda, magnifica, e anche riscontrare che i cavalli stessi, anche i cavalli normalmente più inquieti, a confronto con questi ragazzi si acquietavano e permettevano di far loro dei giri che li gratificavano. Era evidente che li gratificassero, e io credo che il recupero di certe persone che non hanno la possibilità di vivere la quotidianità in un modo facile, no? sia l'esempio classico che tutto si può fare con i bambini. I bambini sono aperti a qualsiasi iniziativa, e credo che il cavallo, come predato e come animale da fuga, sia in grado di insegnare loro delle cose bellissime. Come ha detto prima Carlotta, i cavalli sono soprattutto degli insegnanti. Se si sa accogliere il loro modo di insegnare e se ci si sa porre in modo corretto nei loro confronti. Allora guardiamo anche il video, devo correre Paolo perché pur sai che il tempo è tiranno. Andiamo a vedere proprio il video, Alizé e Tiger, andiamo a vedere. Va bene, lo vedo volentieri sempre. Lo so. In questo istante. Dal fondo del gruppo di Tiger Allé, che non perde tempo, risale gradualmente sul rallentamento imposto in avanti da Pelmorob, con Tiger Allé che insiste, va lungo su 17-6 con Tiger Allé che tende a passare nei confronti di Pelmorob. La truppa è passato Tiger Allé all'imbocco della piegata finale, 21 se ne va Tiger Allé a 300 metri dal termine. Tiger Allé deve far passare i metri, Pelmorob è ancora conclusivo. Tiger Allé che non ha problema alcuno, viene a vincere facile per il ritorno al successo di Tiger Allé. Antonio Greppi, cash driver per Alessandro Pieropan, i colori della scuderia Belvedere di Paolo Borin. Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hope you like me.
Che bello. Getting to know you, getting to know all about you. When I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day. Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hope you like me, getting to know you, putting it my way but nicely. You are precisely of tea. Getting to Bravo, Tiger. You, getting to feel free and easy. When I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day. Getting to know you, getting to know all about you. When I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day. Abbiamo staccato la spina con questo toccante video che Paolo Borin se lo merita tutto per l'amore che ha messo, che continua ad avere. Lo so che ti commuovi, ma te lo meriti, perché non a caso ho invitato anche Carlotta Agnoletto, perché le sensibilità vanno messe assieme. Ecco, tu conoscevi Carlotta Agnoletto, Paolo? No, non ho mai avuto questo piacere. Ecco, adesso l'hai conosciuta un'altra persona che come te ama in maniera viscerale, direi quasi, Carlotta, questo animale fantastico che se tu gli dai lui ti ricambierà sempre. Prego Carlotta, con questo video anche tu ti sei emozionata. Sì, io spero di conoscerti, Paolo. E il video mi ha veramente emozionato, era toccante vedere un cavallo così integro, così vivo e così protagonista di quello che vive.
ed è bello vedere un cavallo che si esprime e che dà, e le persone che sapevano chiedere rispettando i suoi tempi, e questo porta all'obiettivo, raggiungimento di un obiettivo insieme. E il cavallo non è un mezzo, non è uno strumento, ma è un compagno, e nel video questa cosa si leggeva benissimo, quindi complimenti veramente. Paolo Borin, prego. No, volevo solo premettere una cosa che forse non è chiara. Il libro si chiama L'improbabile Zoia. Sì, l'abbiamo anche visto. Questo cavallo qui è stato dimenticato dentro un ippodromo e ha mangiato i propri escrementi, è brutto dirlo, ma è così, per 3 settimane, finché ci hanno avvertito e ci hanno detto di andarlo a prendere. È questa premessa che rendeva la gioia finale, e quello che sta succedendo. Questo cavallo sta vincendo in tutte le categorie, ma è bellissimo, ha voglia di fare, ha voglia di vivere, è la premessa di una che è una storia, è una favola, che è una storia che assomiglia a una favola, ed è bellissimo che questo succeda, e spero che tu, Carlotta, legga il libro, perché è un'ora e un quarto di lettura, mica facile, ma ti regalerà delle emozioni fantastiche. Questo libro sta vendendo 4.000 copie, mi hanno detto che è un successo editoriale, e sono contento. Io l'ho presentato, credo, una trentina di volte in giro per il mondo, anche senza il libro, proprio perché la storia di Tiger è una storia particolare, bellissima, e va divulgata, E la ricordiamo, L'improbabile Gioia, perché veramente vale la pena di leggerlo per provare le emozioni. Ecco, noi è il momento che dobbiamo emozionarci, capire anche leggendo un libro che possiamo emozionarci, perché questo dobbiamo fare, dobbiamo iniziare ad emozionarci anche con la lettura, cosa che si fa poco purtroppo nel Veneto. Andiamo a vedere anche un altro video, sempre del Teatro Equestre, dell'Isola, di Carlotta Agnoletto. Andiamo a vedere. Stiamo vedendo da un'altra angolazione, ecco, questa esibizione a questa fiera di Verona, Fiera Cavalli, però che emoziona, ecco, l'emozione. Brava. Prego. Infatti mi volevo collegare con quello che dicevi poco prima. L'emozione è il nostro veicolo di comunicazione. Noi facciamo spettacolo perché ci piace emozionarci e ci piace emozionare. E credo che sia un invito, come dicevi prima, a tornare a vivere sul piano dell'emozione, non per forza e solo della funzionalità, dell'eseguire, dell'essere perfetti, dell'essere abili, dell'essere bravi, ma del coinvolgerci, di mettere in gioco il nostro cuore e tutto il nostro spirito, perché così diamo spazio a una vita che ha più profondità, più godimento, riusciamo a incontrare l'altro e a vivere appieno. Questa è un po' la filosofia di quello che noi facciamo e quello che cerchiamo di portare in campo quando ci esibiamo. Senti Carlotta Agnoletto, io ci tengo tantissimo, Paolo mi conosce, sa, ormai abbiamo fatto anche delle manifestazioni assieme, le fragilità. Queste fragilità che ancora adesso continuiamo a chiamarli con nomi incredibili, disabili, mentre i disabili siamo noi. Io li chiamo, Carlotta, diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, ma soprattutto questo animale meraviglioso non vede la fragilità di questa creatura ed è il genitore che io ho visto anche a Villa Margherita Inclusiva che faceva notare all'insegnante: guardi che però mio figlio
figlio ha questo problema, ecco, e questo insegnante continua a dire: guardi che il cavallo non lo sta vedendo, lo sta dicendo lei al figlio, il figlio capiva, perché hanno una sensibilità che va oltre. Come possiamo fare per aiutare queste fragilità, ecco, che sono sempre all'angolo, hanno poche parole, perché se non sono i genitori o certe associazioni che li aiutano, li portano, sono soli, sono ancora all'angolo. E invece io ho visto che loro hanno tanto da dare, come i cavalli, ecco, se tu gli dai anche loro danno, ecco, assieme fanno una coppia fantastica. Prego, Carlotta. Assolutamente, io credo che la grande forza del cavallo, dell'animale di per sé, ma del cavallo nello specifico, sia che non giudica. Il cavallo ti legge dentro e vede la purezza d'animo. E quello che noi dobbiamo imparare a fare è osservare gli altri come fanno loro, senza giudizio. Allora, io purtroppo non sono strutturata all'interno della mia struttura per promuovere dei progetti di ipoterapia, però siamo un'associazione che integra, per cui spesso sono arrivati in struttura genitori con dei ragazzi con delle disabilità, anche a me non piace il termine, con delle etichette. Sì. E io ho detto ai genitori: io non faccio terapia, ma do a tutti un'opportunità. Se i ragazzini hanno voglia di entrare a far parte della tribù dell'isola, ci sarà uno spazio anche per loro, e così è stato. Se c'è la possibilità di far entrare, tutti riescono a ricoprire il loro ruolo e ad avere godimento e nutrimento dall'attività con il cavallo. Belle queste parole, ti ringrazio. Grazie. Carlotta, per aver capito che forse dobbiamo essere noi a guardarli con occhi diversi, a dare quel rispetto, quella dignità che loro danno a noi, perché la prima cosa che fanno quando ci vedono, ci abbracciano e ci baciano, non ci conoscono, però loro fanno questo. Allora Paolo Borin, come ci saluti e cosa vuoi dire? Prego. No, io volevo approfittare dell'occasione per fornire a Carlotta dei nomi. C'è il nuovo proprietario dell'ippodromo delle Padoanelle, che si chiama Stefanelli, che è una persona straordinaria, secondo me. Ha comprato questo ippodromo, non lo so neanche io perché, aveva dei soldi, è uno che ha molti soldi, e vedo che promuove delle attività con i pony, con i ragazzini all'attacco, eccetera. E credo che l'attività che fa Carlotta, assieme, non so se conosci Nicoletta Danieli, che corre con me, che ha anche lei un centro come il tuo, molto meno strutturato. Io credo che si possano sviluppare delle iniziative benefiche e che possono portare a qualcosa di estremamente importante, seguendo questi criteri. Ti fornirò Mirella il numero di questa persona, che è una persona proprio aperta a iniziative di questo genere, sia per riguardanti i cavalli che riguardanti le persone. Grazie a Paolo Borin per questa apertura che sta cercando di dare anche a Carlotta Agnoletto, a questa bellissima struttura che è l'isola, questa meraviglia che abbiamo, ma soprattutto questa passione che io voglio trasmettere questa mattina a chi ci sta guardando e ascoltando, che nella vita tutto può succedere. Abbiamo visto quel bellissimo spot che vediamo quasi sempre, io lo vedo, di queste tre diversamente giovani, come le chiamo io, che scendono con lo slittino, ecco, che si mettono il cuscino e ritornano a vivere, a giocare. Noi abbiamo bisogno di giocare, non c'è età per giocare, e forse questa possibilità ci danno anche questi animali meravigliosi che forse non riusciamo ad apprezzare nella giusta maniera. Ecco, questo volevo dire. Carlotta, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Allora, io vorrei fare un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno aiutato a essere qui, perché bisogna tornare a riconoscere il valore della squadra, il valore del team, perché da soli si fa poca strada. Quindi ringrazio la mia famiglia, mio papà, mia mamma, mio fratello. Mi viene da commuovermi. Si vede, ma non importa, va bene. L'emozione è bella. Abbiamo detto che non la rinneghiamo. Esatto, bisogna vivere anche di emozioni.
Eh sì, l'abbiamo detto prima, quindi sono una persona coerente. Mi fa molto piacere, grazie, grazie. Ringrazio tutte le famiglie che fanno parte della tribù dell'isola, genitori e ragazzini compresi. Ringrazio Rudy Bellini, il mio mentore nel progetto del teatro equestre. Ringrazio Clara dello spazio che ha dato al mondo del teatro equestre in Fise. Ringrazio le mie collaboratrici, le maestre Beatrice, Carlotta, Chiara, che mi aiutano nel lavoro all'isola. Ringrazio Enrico che si prende cura dei cavalli e quindi grazie a tutti. Grazie, grazie anche a Carlotta Agnoletto, grazie a Paolo Borì, la posta di Mirella. Oh, Tico, Tico, Tico. Oh, Tico, Tico, talk. Oh, Tico, Tico, he's the cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, it means it's time to woo. It's Tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date. A tete-a-tete at 8. Oh, Spico Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo. But if I'm late, woo woo. The one my heart has gone to may not want to wait. Oh, Tico, 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 Taco, Tico, Tico, he's the cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, it means it's time to woo. It's Tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a tete-a-tete at 8. Oh, Spico, Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo, woo, the one my heart has gone to